Mi scuso se comincio anche prima che arrivino altri protagonisti di questo incontro pomeridiano, ma abbiamo una esigenza di celerità che dobbiamo a una delle nostre ospiti, che è la dottoressa Giulia Mannarini dell'Università di Milano Bicocca, la quale, in virtù dello sciopero che ci ha funestato la giornata, deve andare a prendersi un pullman tra non molto. E quindi io rinvio tutta la premessa, i saluti, eccetera, a dopo il suo intervento e le cedo subito la parola in maniera tale che non debba correre, perché ci intratterrà sul tema che si è scelta, che è il paradosso democratico. La parola alla dottoressa Giulia Mannarini. Grazie professor Mazzaralli, grazie al comitato organizzatore per questi 3 giorni, sono stati molto, molto belli. Mi scuso con i miei colleghi, col professore e con l'uditorio per queste esigenze che mi costringono a lasciare prima del tempo la sessione. Il mio intervento avrà ad oggetto in modo necessariamente flash l'universo della democrazia deliberativa e alcune riflessioni nel suo rapporto con la democrazia rappresentativa. Il titolo che ho scelto è volutamente provocatorio proprio perché le teorie deliberative della democrazia hanno alla loro base un ragionamento, un afflato filosofico e politologico che è, a mio avviso, contrapposto alla ratio delle dinamiche del circuito rappresentativo. Innanzitutto che cosa si intende per democrazia deliberativa? È un filone del pensiero democratico relativamente nuovo perché ha le sue radici in modo organico già alla seconda metà del Novecento e insiste, ha in comune con la democrazia partecipativa l'elemento della partecipazione dei cittadini per un'implementazione del circuito rappresentativo, nasce come reazione alla crisi della democrazia rappresentativa, ma ha la preoccupazione assorbente, diceva Umberto Allegretti, nell'accento, nella sottolineatura proprio della deliberazione, che è intesa non nel significato che noi diamo nella lingua italiana di decisione, ma ha il significato più proprio, più etimologico, e che è conservato in modo ancora oggi nella lingua anglosassone, che è quello della discussione, cioè l'accento sul metodo dialogico e di confronto che viene posto in essere nelle pratiche deliberative che hanno seguito le teorie deliberative della democrazia a partire da Habermas, Jürgen Habermas, in organismi che raccolgono i cittadini partecipanti che discutono su determinati temi scelti ad hoc. Ha avuto questi metodi, queste pratiche, ha avuto una prima implementazione nei primi anni 2000 in Canada e poi ha avuto una rivitalizzazione negli ultimi 10-15 anni anche in Europa proprio per affrontare temi abbastanza sensibili e divisivi quali per esempio l'ambiente, il clima, il genere e il fine vita, per esempio. Su cosa si basano queste pratiche? Non solo sul metodo dialogico che in qualche modo paradossalmente i teorici, i deliberativisti sottolineano l'esigenza del confronto, ma in realtà in un'ottica di una logica consensuale che secondo me è assolutamente opposta a quello che è l'essenza democratica, che è il conflitto. Cercano di trascimare, di superare la caratteristica prima delle nostre democrazie, cioè il pluralismo e il conflitto, attraverso, in qualche modo ignorandolo, pretendendo di raggiungere un mitico consenso basato su un bene collettivo proprio attraverso la discussione tra cittadini. L'altro elemento caratterizzante è la loro struttura, perché la selezione dei cittadini dei partecipanti avviene attraverso il sorteggio. Rivificando quello che è l'antico sorteggio della democrazia ateniese, in realtà però la ratio che animava il sorteggio nell'antica Atene è completamente diversa rispetto a quella per cui viene utilizzato oggi nelle assemblee di cittadini. Perché all'epoca la ratio era quella legata alla concezione del potere nell'antica Grecia, legata alla rotazione delle cariche magistratuali e su una democrazia che era giocata all'interno di città-stato,
Oggi invece è una ratio legata alla necessità, proprio per, diciamo, in contrapposizione alla logica dei rappresentati, della dinamica rappresentati-rappresentanti, di diciamo, creare il famoso microcosmo della società. Quindi abbiamo organismi che di fatto un altro organismo di delega, che però non è basato sulla lotta di rappresentanza su cui si basa la selezione nei parlamenti, quindi la rappresentanza di tipo elettorale, ma una rappresentanza di tipo descrittivo. Ecco, qual è il rapporto con la democrazia rappresentativa? Cioè come si inserisce? Molti deliberativisti, molte anche associazioni, per esempio l'associazione Luca Coscioni ha un ruolo importantissimo nella promozione di queste tipologie di organismi, dicono no, ma noi non vogliamo sostituire il circuito rappresentativo e le dinamiche della rappresentanza, noi vogliamo aiutarle, rivivificare la partecipazione proprio attraverso questi meccanismi. Ecco, io mi chiedo come è possibile renderli complementari, nel senso che, come diceva Bobbio, introdurre una breccia nella cittadella del governo rappresentativo è abbastanza complicato, anche solamente per una ragione. Se pensiamo agli output di questi organismi, cioè non possono essere delle decisioni vincolanti, è ovvio, perché non sono rappresentanti eletti, sono appunto raccomandazioni, ma allora che effetto hanno? Cioè, si rischia un effetto boomerang di competizione, di anziché rivivificare la partecipazione, andare a frustrarla ancora di più nel momento in cui i governanti non hanno la volontà politica di dare seguito a quelle risultanze. Quindi probabilmente forse creano più problemi di quelli che vogliono risolvere. Sicuramente però c'è da dire una cosa, che sono campanelli d'allarme per qualcosa che non funziona, soprattutto perché appunto negli ultimi anni la rivitalizzazione è avvenuta proprio su argomenti che i parlamenti non vogliono di fatto affrontare, primo fra tutti per esempio il fine vita, anche con la sollecitazione della Corte Costituzionale di intervento da parte del Parlamento che non c'è stato, ha questo sbocco all'interno e attraverso questi organismi. Però quello che mi premeva anche sottolineare oggi è proprio la logica consensuale che va appunto all'opposto di quello che è il nostro paradosso democratico, quindi la necessità di un compromesso in virtù del conflitto. Noi che studiamo diritto lo sappiamo bene, perché hanno appunto questa illusione, secondo me illusione, questa fiducia eccessiva nella discussione come argomentazione razionale, perché i cittadini attraverso queste argomentazioni, poi lì bisogna vedere come vengono condotte, insomma le criticità sono tante, proprio per raggiungere questo bene collettivo, rischiando appunto di tracimare il conflitto ignorandolo. E questo afflato consensuale, secondo me della democrazia deliberativa si vede bene con una comparazione forse un po' spinta, però secondo me molto significativa, con il caso cinese, perché paradossalmente in un'autocrazia come la Cina i metodi deliberativi, forse non tanto paradossalmente però, hanno avuto un'applicazione molto diffusa a partire dagli anni '80, hanno avuto un grandissimo successo. Perché? Perché il governo cinese ha bisogno dell'apporto di una maggiore legittimazione delle operazioni di policy making proprio attraverso l'applicazione di questi metodi deliberativi. E allora forse quello che mi chiedo è il successo in queste tipologie di regimi forse mostra che in realtà si potrebbe parlare di una torsione, no, di questi strumenti all'interno di quei regimi, però forse non è, non so, mi chiedo, forse non è una torsione o piuttosto il segno dell'incompatibilità dei metodi deliberativi rispetto all'essenza delle democrazie. Quindi si tratta di capire dove vogliamo andare e quello che vogliamo essere. Viviamo certamente in una democrazia di insoddisfatti, il problema del circuito rappresentativo è un problema notissimo ai costituzionalisti e non, però siamo sicuri di volerci incamminare attraverso questi strumenti su una via che rischia forse di essere, come dire, un po' una negazione del molteplice piuttosto che una sua valorizzazione. E vi ringrazio per l'attenzione. Siamo noi che ringraziamo la dottoressa Mannarini perché pone all'attenzione di un gruppo di giuristi un problema che certamente oggi è molto sentito. Non le voglio sottrarre tempo perché ha fretta, però una domanda
Me la consentirà, poi tanto lei risponde anzi. in frettissima e quindi se la cava così. Il problema che sottolinea è certamente un problema esistente, cioè la maggioranza, anche di noi immagino, che non sia soddisfatta dell'azione dei suoi rappresentanti. Però il circuito rappresentativo è quel che è previsto dalla Costituzione, ha delle sue regole, abbiamo delle certezze che sono date dai numeri di chi ci rappresenta, abbiamo delle certezze soprattutto fondate sul fatto che le decisioni vengano prese da una maggioranza. Come si può misurare il consenso invece di coloro che si esprimono attraverso i mezzi di cui ci accennava la dottoressa, nel momento in cui non c'è nessun controllo formale né sostanziale su chi, quanti e cosa sono coloro che esprimono l'idea di un valore che vorrebbero vedere tutelato dai rappresentanti? Cioè da una parte abbiamo gente che non ci soddisfa ma che sappiamo chi è, come lavora in base a determinate regole. Dall'altra parte abbiamo una massa indistinta governata da qualcuno, spesso poco trasparente, che può dirci che rappresenta 10, 100, 1000 persone e vai a vedere se è vero. Per me il fulcro di questo problema sta qui, cioè nella verifica. Assolutamente, sì, è un problema appunto anche di responsabilità, no? Politica, tra virgolette, non lo so, proprio perché in dottrina e in letteratura si discute sulla natura di questa rappresentanza, cioè chi rappresentano questi cittadini, loro stessi, il campione rappresentativo che dovrebbero essere chiamati a rappresentare, perché questa selezione avviene sia attraverso un sorteggio, ma un sorteggio razionalizzato attraverso una selezione prima su base volontaria, quindi di fatto c'è un collo di bottiglia, no? Partecipano di fatto quelli già più attivi che si rendono disponibili e poi una selezione che avviene attraverso il campione rappresentativo, perché appunto dovendo rappresentare un microcosmo è una rappresentanza di tipo descrittivo, cioè vuol dire anche per esempio la rappresentanza di genere o delle minoranze, e quindi però chi ci dice appunto chi cosa rappresenta esattamente è proprio il punto che viene meno nel momento in cui viene meno la lotta di rappresentanza basata sulla selezione, come dicevano gli elitisti, delle minoranze organizzate da parte delle maggioranze disorganizzate. Perché di fatto questo noi facciamo, noi come elettori, noi selezioniamo, non prendiamo le decisioni, selezioniamo chi prende quelle decisioni, e con questi metodi viene un po' meno questo gioco, e quindi anche da qui la difficoltà di renderle complementari, e quindi è sicuramente il punto centrale. Non c'è dubbio, con una difficoltà in più, che certamente verrà in mente a qualcuno tra poco, di dire bisogna normare il fenomeno, ma normare un fenomeno di questo genere è contraddittorio, perché è un fenomeno che ha la sua ragione di essere nel fatto che non è normato, perché se fosse normato finiamo con lo scontrarci con altre norme che prevedono la rappresentanza, e quindi io vedo un po' un loop nel circuito. Grazie dottoressa, non la tratteniamo oltre. Grazie a voi, e mi spiace ancora per insomma. Vada sempre dritta. Va bene, grazie. Vada sempre dritta, non molli mai il mare e arriva in stazione. Okay, grazie a lei, grazie per essere venuta fino a Ecco, adempiuto a questo dovere che avevo promesso alla dottoressa, perché sennò non torna più a casa, possiamo prendercela forse con più calma, a meno che il dottore non debba fuggire anche lui. E quindi io vorrei ringraziare molto gli organizzatori di questo convegno, perché organizzare convegni è sempre complicato. Organizzare convegni partendo dalla posizione di essere dottorandi che devono coinvolgere non solo i loro colleghi, ma anche professori è più complicato. Organizzare il tutto in una sede prestigiosa come la regione del Friuli Venezia Giulia è 3 volte complicato, specialmente se, come mi è stato detto, la regione per un verso ci ospita e per l'altro ci controlla. Ma questo è nelle cose per cui bisogna abituarsi. Quindi un grazie vivissimo agli organizzatori, un grazie per l'iniziativa in generale, un grazie per avermi voluto qui a Trieste nel pomeriggio di chiusura dei lavori, a Trieste dove io ho cominciato la mia attività universitaria, perché il mio primo concorso è stato triestino.
più o meno nel Medioevo avanzatissimo, però insomma ritorniamo indietro di una 35 anni più o meno. Prima di Udine per me c'è stata Trieste. E quindi mi fa particolarmente piacere essere qui, mi fa particolarmente piacere essere qui con voi. E vi dico una cosa, perché noi dalla cattedra facciamo presto a insegnare il diritto costituzionale, vi trasmettiamo quello che sappiamo, poi a qualcuno resta, a qualcuno non resta, ma pazienza. Però la ragione per la quale stamattina ho voluto fortemente adempiere all'impegno che mi ero preso con gli organizzatori del convegno, ci pensavo venendo, sta in questo. È facile insegnare ai giovani una materia, è facile specialmente se lo si fa da tanti anni, è facile specialmente se si fa lezione da tanti anni nello stesso corso, anche se se ne fanno due, perché ho cominciato a Udine con un impegno preso con l'allora preside di tenere per 3 anni 2 corsi in cambio della mia chiamata, e veleggio verso il 25esimo e sempre 2 corsi tengo, per cui io tendenzialmente alle promesse mi piace mantenere fede. Stamattina è stata una mattinata assurda, per ragioni che sapete, lo sciopero dei treni eccetera, che probabilmente ha impedito anche ad altra gente di essere presente. E quindi mentre arrivavo mi sono detto, ma a te chi te lo fa fare? Cioè, era più facile telefonare, dicendo guardate ho perso il treno, me l'hanno annullato, non vengo, abbiate pazienza, chiedo scusa, telefono alla collega Montanari che è sempre presentissima e che presiede al posto mio. In realtà non ci ho neanche pensato, e non ci ho neanche pensato per questo. Quando voi avrete a che fare, qualunque sia il mestiere che finirete con lo scegliere per voi, con un interlocutore, voi dovrete sempre porre l'accento su chi è il vostro interlocutore. E quanto più il vostro interlocutore non sta in una posizione paritetica rispetto alla vostra, ma sta in una posizione, diciamo così, che può subire da parte vostra delle influenze, tanto maggiore è l'attenzione che dovete dedicare al vostro interlocutore. È troppo facile essere gentili coi colleghi, è troppo facile essere gentili con chi è più importante di noi. È molto più difficile, ma molto più necessario, mantenere gli impegni con coloro che stanno su una posizione diversa dalla vostra, perché ipoteticamente su un piano subordinato rispetto a voi. Detto questo, quando il treno mi ha scaricato a Mestre, io venivo da Padova, e a Mestre mi ha detto signori arrivederci, io a Trieste non ci vado, tornare a Padova in una specie di vagone merci che andava a Napoli e aveva sopra tutta la gente che voleva andare a sud dovunque. E quindi io sono salito con un gruppo di bolognesi, romani, fiorentini, napoletani e siciliani, tutti diretti a sud, per andarmi a prendere la macchina e tornare qui. Non è stata una scelta, è stato un dovere. E voi mi scuserete se ho fatto questo intervento, ma siccome, ripeto, insegnare il diritto costituzionale è facile, preferisco lasciarvi con un insegnamento di questo genere. Non sottovalutate mai il vostro interlocutore, che è quello che bisogna fare a maggior ragione se anziché già laureati e dottorandi come voi, si tratta di studenti. Detto questo, a chi passo la parola tra i due? Chi vince? Masotti? Sì. Allora, passo la parola al dottor Alessandro Giovanni Masotti, che è dell'Università di Udine, il quale si è scelto come tema, e semmai ne parleremo dopo, l'immunità dei membri del Parlamento europeo. Prego, dottor Masotti, a lei la parola. Ringrazio gli organizzatori di questa interessante conferenza dottorale anche per l'opportunità data a me di partecipare oggi con questo intervento. Ringrazio il professor Mazzarolli per la sua resilienza ad essere venuto qui oggi
Per presentare il tema a cui ho deciso di dare spazio, ho ritenuto fosse interessante iniziare con una definizione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per segnalare proprio l'importanza del tema. Si tratta di una definizione data dalla Corte nel 2019 nel caso Junquares vs, un caso di cui alla fine dell'intervento cercherò di dare un breve cenno, anche se la vicenda è piuttosto complessa e lunga, in cui la Corte segnalò che cosa? Che l'immunità del parlamentare europeo risulta essere un elemento funzionale all'autonomia del Parlamento, al sistema dei principi e di valori dell'Unione, ma anche baluardo di democrazia, sancita all'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, così come indicato dal principio di democrazia rappresentativa di cui è l'articolo 10 del medesimo Trattato. Una conferma della rilevanza in realtà segnalata dalla Corte deriva anche dal regolamento del Parlamento Europeo, il quale stesso indica all'articolo 5 che l'immunità non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione, nonché anche dei suoi membri. L'intervento si articolerà in 2 punti, se decide di collaborare PowerPoint. Oppure no. Se mai riprenderà. Passare oltre. Sì, dovrei passare. Ecco, adesso. Magicamente. La prima parte dell'intervento riguarderà l'insindacabilità e l'inviolabilità parlamentare alla luce della disciplina europea e la quindi loro differenziazione. La seconda invece tratterà la revoca e la difesa dell'immunità così come disciplinate dal regolamento del Parlamento europeo e da ultimo, come accennavo, qualche flash sulla vicenda catalana. Una premessa ulteriore, e che però è doverosa, è quella di individuare la normativa di riferimento, che per comodità poi rimando a chi fosse interessato di visionare il singolo articolo, ma segnalo che cosa? Che il protocollo 7, approvato nel 1965, risulta essere il cuore pulsante della disciplina. Tant'è vero che il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea rimanda allo stesso protocollo, nel momento in cui indica che l'Unione gode dell'immunità e dei privilegi necessari ad assolvere ai suoi compiti e lo fa rimandando proprio il protocollo. Ora che l'Unione gode di questa immunità vuol dire che anche i membri del Parlamento europeo stesso godono di questa immunità, perché sono uno dei motori stessi dell'Unione. All'articolo 5 e fino al 9 del regolamento del Parlamento invece viene disciplinata proprio la procedura di revoca e di difesa e anche in questo caso rimanda nuovamente al protocollo. Venendo quindi al protocollo, l'articolo 7 in realtà introduce un divieto in generale della restrizione amministrativa alla libertà di movimento dei parlamentari europei da e verso i luoghi di riunione. Si tratta in realtà di un'immunità che vorrei definire sussidiaria forse oggi, dal momento che sembra essere stata pensata ed essere stata più a fuoco quando il Parlamento europeo nacque, parliamo del 1960, in un periodo in cui ancora non abbiamo la libertà di circolazione tra gli Stati membri, vi sono le frontiere e quindi questa norma aveva un significato ulteriore, consentire al Parlamento stesso di operare materialmente, perché se i membri non avessero potuto partecipare alle riunioni era questo impossibile, ma d'altra parte già introduceva una rilevanza dell'immunità ai fini dell'indipendenza stessa del Parlamento, che altrimenti sarebbe stato vanificato nel suo operato. Venendo invece alle 2 forme di immunità più rilevanti e ancora oggi tali, vi è l'insindacabilità da un lato, sancita all'articolo 8 del protocollo, chiamata anche immunità assoluta nel senso in cui non può essere rimossa, o meglio, ben non può essere concessa nel caso concreto, ma una volta che questa fosse riconosciuta non può essere più eliminata e infatti una volta che anche il deputato dovesse cessare dalla sua funzione, per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni durante il mandato, comunque non potranno essere chiamati a risponderne. Sul punto penso che l'aspetto più interessante da analizzare possa essere proprio il concetto di nell'esercizio delle loro funzioni e il nesso quindi funzionale che intercorra tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari, quando le opinioni espresse lo siano al di fuori delle aule parlamentari stesse.
Ebbene, qui ho deciso di fare una breve comparazione tra il sistema, potremmo dire, europeo, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e quello invece italiano della nostra Corte Costituzionale, segnalando come ci sia una radicale differenza. Infatti qui ho riportato un breve passaggio della Corte di Giustizia in una sentenza del 2011, in cui viene sì affermato che potrebbero le opinioni espresse al di fuori delle aule del Parlamento rientrare sotto la protezione dell'insindacabilità, laddove però costituiscano un esercizio legittimo del diritto fondamentale, da un lato, della libertà di espressione e dall'altro sempre facendo riferimento a questo nesso funzionale tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari. Di più però non è mai stato indicato dalla Corte di Giustizia, quindi a mio parere sembra che sia leggermente tautologica la questione e in realtà proprio questo elemento ha consentito un'applicazione assai frequente dell'istituto, che il giudice chiamato a dover applicare la disciplina europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, nel momento in cui facesse riferimento a un'opinione espressa di un membro del Parlamento europeo, si troverebbe dinanzi a una simile impostazione. Diversamente fece la nostra Corte Costituzionale, già con le sentenze 10 e 11 del 2000, in cui da lì e successivamente anche la giurisprudenza seguente individuò il requisito del nesso funzionale cosiddetto reale. In cosa consiste questo? Consiste nella necessità che le opinioni espresse fuori dal Parlamento siano riproduttive o almeno divulgative di precedenti atti tipici della funzione posti in essere dal parlamentare nello svolgimento dei suoi compiti. E nello specifico qui la Corte indicò che cosa? Che fosse necessario allora che le opinioni espresse siano successive ad atti tipici. Cosa vuol dire questo? Che siano o contestuali, quindi che ci sia uno iato temporale minimo tra il momento in cui il deputato ha compiuto l'atto tipico in Parlamento poche ore dopo, oppure anche se fosse successive e quindi lasciando passare qualche giorno debba comunque fare riferimento all'atto tipico precedentemente svolto, fino a giungere nei tempi più recenti in realtà ad ammettere anche un'opinione espressa prima dell'atto tipico, ma in questo caso qui dovendo andare ad indicare che successivamente compirà un atto tipico con lo stesso contenuto di cui ha reso l'opinione. Ancora la Corte specifica che opinioni non possono essere ritenute coperte dall'insindacabilità nel momento in cui queste rappresentino insulti o minacce. Si capisce quindi che un giudice nazionale chiamato a dover valutare l'opinione espressa da un membro del Parlamento europeo non dovrà tenere conto però della disciplina interna o quella così come interpretata dalla Corte Costituzionale che permette di andare a selezionare in maniera molto più puntuale e quindi restrittiva l'applicazione dell'insindacabilità, ma dovrà tener conto di quanto invece è la disciplina europea e della Corte di Giustizia. Conseguenza di ciò, una più facile applicazione dell'insindacabilità nei casi concreti. Venendo alla seconda tipologia di immunità, ossia l'inviolabilità, chiamata improcedibilità, immunità personale o immunità relativa perché può essere ben rimossa dal Parlamento europeo con un'apposita procedura di revoca di cui poi appunto vi parlerò. In questo caso per i fatti commessi anche durante il mandato ben potrà essere il deputato poi si potrà procedere nei suoi confronti e anche essere detenuto successivamente alla cessazione del suo mandato. Questa si tratta però di una disciplina che a livello europeo risulta alquanto complessa e anche problematica, dal momento che la disciplina è differenziata sulla base di due diverse situazioni, ossia laddove si venga a trovare il membro del Parlamento europeo quando deve essere compiuto un procedimento penale, o potrebbe essere anche in realtà civile nei suoi confronti, e debba essere eventualmente applicata una detenzione, una limitazione della sua libertà personale. Perché se si dovesse trovare nel territorio dello Stato membro di elezione, la disciplina applicabile in questo caso qui sarà quella dello Stato membro stesso. Nel momento in cui si trovasse invece in uno Stato diverso da quello di elezione, oppure dovesse recarsi verso o tornare dal luogo della riunione, quindi Strasburgo o Bruxelles, in questo caso qui vedremo che invece la disciplina è quella fissata dalla, immunità proprio europea e che quindi lo protegge dall'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario, quindi completa. Perché dicevo che è problematica? Perché sempre sul piano comparato in realtà non vi è invece dal punto di vista dell'immunità all'interno dello Stato membro di elezione un profilo unitario, un procedimento unitario fra gli Stati membri. Questo potrebbe sembrare banale, ma d'altra parte addirittura altri Stati come Olanda e Malta proprio non contemplano una tutela dell'inviolabilità in questo caso. Quindi non è che si tratta alcuni Stati più garanti, altri meno garanti, no, alcuni proprio non garantiscono. Quindi cosa vuol dire materialmente? Che un deputato ben potrà essere
detenuto, applicata una misura cautelare, immediatamente senza bisogno di passare da un'autorizzazione della Camera di appartenenza, come invece accade in Italia o accade ad esempio in Francia. In Italia quindi ben l'autorità giudiziaria potrà svolgere un procedimento penale e quindi le indagini penali nei confronti di un parlamentare senza bisogno di autorizzazione, ma già dove dovesse colpire la libertà personale, la libertà di domicilio, di corrispondenza con delle intercettazioni, comunque dovrà chiedere l'autorizzazione antecedente alla Camera. Quello quindi che posso dire, già anticipando anche una parte poi delle conclusioni, è che probabilmente potrebbe essere utile un ripensamento di questa disciplina, perché poi fu alla base della vicenda stessa catalana e quindi dei problemi dello scontro tra l'articolo 9, lettera A, all'interno del territorio di elezione, l'articolo 9, lettera B, nel momento in cui si debba recare in una sede del Parlamento europeo. Specifico poi ancora che nel caso l'utilità, ecco, l'obiettivo, la forma di tutela di cui sto parlando è quella di salvaguardare l'indipendenza dei parlamentari, assicurando che non vengano esercitate pressioni di carattere politico tramite l'invocazione di presunte responsabilità di carattere penale, cosa che non può accadere nel momento in cui ci sia però un arresto in flagranza. E perché? Perché è abbastanza improbabile che ci sia una ratio politica alla base di un procedimento penale o di un arresto, proprio perché il soggetto è stato colto in flagranza di reato. Passando oltre, se collabora, facendo riferimento adesso a quelle che sono proprio, anzi un caso ecco, che ho dimenticato di segnalare, così storico, è l'ipotesi della flagranza di reato è stata nel 2022, ad esempio nella questione Qatargate, fatta valere proprio da un giudice belga nei confronti dell'onorevole greca Kaili, se non vado errando, per l'arresto in flagranza di corruzione internazionale. Giusto per segnalare, quindi sono cose pratiche queste che accadono costantemente, come anche nell'ambito della procedura di revoca. Procedura di revoca che può essere avviata dall'autorità giudiziaria nazionale che ritenga di dover procedere o appunto detenere un membro del Parlamento europeo. Questa richiesta viene avanzata alla Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo. La Commissione dà l'opportunità al deputato di essere ascoltato, di presentare documenti a sostegno della sua situazione e un esempio, anche in questo caso qui, concreto, attuale, è quello della nostra eurodeputata Salis, con la richiesta dell'Ungheria di revocare l'immunità appunto personale e al momento si trova ancora nella fase in cui è stata ascoltata, ma ancora non è stata adottata una raccomandazione che la Commissione rivolge all'Assemblea, l'Assemblea nella sua tornata successiva, a maggioranza semplice, decide se accogliere o meno la richiesta e da qui successivamente si potrà procedere nei confronti del parlamentare. Nelle ultime legislature il Parlamento europeo ha di norma accolto queste richieste, ma evitandolo di fare solo laddove questo fosse volto a danneggiare l'attività del parlamentare o l'indipendenza sempre del Parlamento europeo, ma il dato diciamo in percentuale è a favore del fatto dell'accoglimento. Passando invece alla difesa, che molto spesso passa inosservata perché tutti si concentrano appunto sulla procedura di revoca, che è la più famosa, la più conosciuta, in questo caso vede invece coinvolto lo stesso eurodeputato o un altro membro del Parlamento che attiva la procedura, quindi qui l'autorità giudiziaria non è essa ad attivarla, si rivolge sempre alla Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo quando ritenga che sia stata già violata o possa venire violata un'immunità o uno dei privilegi sanciti nelle fonti di cui prima vi ho accennato. In questo caso verrà ad essere adottato un parere non vincolante per l'autorità giudiziaria nazionale nel momento in cui questa avesse iniziato già un procedimento o una detenzione. Perché non può essere vincolante? Perché non si può andare a comprimere l'autonomia e l'indipendenza, pensiamo poi in materia penale, soprattutto di uno singolo Stato membro e ancora di più dell'autorità giudiziaria stessa, con l'effetto però di sospendere il procedimento penale in attesa di che cosa? Che il Parlamento possa giudicare su questo parere non vincolante e accogliere ancora una volta o meno la tutela e confermare quindi o meno le immunità. Venendo al caso catalano, quello che posso segnalare è che si tratta di una vicenda che non ha mai visto appunto avviare la richiesta di revoca da parte delle autorità spagnole, nonostante la Corte di Giustizia alla questione pregiudiziale che venne sottoposta dal Tribunale Supremo spagnolo, quindi la Corte Costituzionale spagnola, in realtà presentò la revoca come una delle possibili soluzioni al caso concreto.
Il caso riguardava il vicepresidente della Generalitat Catalana, Junqueras, che venne eletto alle elezioni del Parlamento europeo del 2019 e che durante però appunto la sua elezione era già nei suoi confronti in esecuzione una misura di custodia cautelare in carcere per ribellione, disobbedienza e malversazione, riferiti all'episodio del referendum secessionista catalano del 2017. Per questa ragione il Tribunale Supremo negò che potesse recarsi a Madrid per giurare fedeltà alla Costituzione. E questo che cos'è? È l'ultimo tassello previsto dall'ordinamento spagnolo perché un parlamentare possa fregiarsi di questo titolo e assumere l'incarico e quindi di conseguenza poter godere delle garanzie di immunità previste dall'ordinamento spagnolo. A seguito di ciò, il detenuto invocò l'immunità europea e non quella nazionale, perché banalmente non poteva beneficiarne, lo sapeva. Alla Corte di Giustizia venne quindi chiesto: il deputato può beneficiare o meno dell'immunità europea anche in virtù della mera proclamazione dei risultati elettorali, senza quindi la formalità ulteriore di aver giurato fedeltà alla Costituzione spagnola? E la risposta che diede la Corte fu affermativa, non servivano ulteriori formalità. Quindi di conseguenza cosa accadde? Accadde che egli godeva dell'immunità europea e di conseguenza la Corte diede due opzioni possibili alla autorità giudiziaria spagnola. E da un lato disse doveva essere rimesso in libertà immediatamente, poiché la misura cautelare era illegittima, in quanto godeva dell'immunità europea, quella di cui l'articolo 9 lettera B. Perché? Perché doveva recarsi per la prima seduta plenaria del Parlamento europeo allo stesso e quindi, anche se è vero, si trovava nel territorio dello Stato membro di elezione, in questo caso qui operava la lettera B. Alternativamente però, diceva, contemperando quindi le esigenze delle autorità spagnole e dello Stato, in quel caso lì del governo, vista la questione antecedente, possibile sì mantenere in vita la custodia cautelare in carcere, ma allora doveva essere attivata immediatamente la richiesta di revoca alla competente commissione di cui vi ho accennato prima. Nulla di tutto ciò accadde perché in realtà il Tribunale Supremo spagnolo nemmeno attese la pronuncia della Corte di Giustizia, condannò Junqueras a 13 anni se non ero di detenzione e a questo punto cosa posso dire? È che il Tribunale Supremo spagnolo decise di applicare la regola dell'articolo 9 lettera A. Perché? Junqueras si trovava quindi nello Stato membro di elezione, Junqueras non aveva giurato fedeltà alla Costituzione, Junqueras non gode quindi delle immunità nazionali, senza dare peso in realtà al fatto che potesse esserci o meno l'immunità europea, o come conseguenza del fatto che mancando la garanzia parlamentare nazionale mancasse anche quella europea. Si può dire quindi che l'intervento precedente ha parlato di paradossi e questa è una situazione paradossale perché a livello europeo veniva riconosciuta l'immunità facendo riferimento all'articolo 9 lettera B. A livello nazionale, sempre sulla base dell'articolo 9 lettera A, veniva invece ad essere negata. Concludendo dal punto di vista meramente storico sulla vicenda, segnalo solo che nel 2024 è stata approvata una legge organica di amnistia che ha quindi azzerato le responsabilità penali per tanto Junqueras quanto Puigdemont e Comín, i quali poterono beneficiare invece di questa pronuncia della Corte di Giustizia. Quindi quello che si potrebbe pensare è, e così mi avvio alle conclusioni, che forse sia necessario veramente una modifica dell'articolo 9, perché sulla base della medesima norma si è creato questo contrasto dal momento che l'autorità europea si basava sul secondo comma e l'autorità nazionale sul primo. Cosa ha rappresentato tutto ciò? Ha rappresentato un vulnus ad una prerogativa essenziale in materia di immunità, rappresentando quindi un pregiudizio per l'indipendenza e l'integrità del Parlamento, ma d'altra parte ha rappresentato, è vero, un aumento di tutela e quindi un aspetto positivo possiamo dire, perché oggi quindi ogni parlamentare europeo può godere dell'immunità a prescindere che ci siano ulteriori formalità dopo la mera dichiarazione dei risultati elettorali, ma nel caso concreto ha rappresentato proprio un vulnus delle prerogative parlamentari europee. Senza segnalare poi il momento di non grande levatura del poco dialogo tra le corti, dal momento che il Tribunale Supremo spagnolo si è presentato la questione pregiudiziale, ma ha deciso prima di aspettare la relativa risposta. Vi ringrazio per l'attenzione.
Io faccio le domande, però invito chiunque abbia curiosità e voglia di fare domande a intervenire tranquillamente. Chi è che ci ha tolto la schermata? Allora, è molto interessante. Adesso faccio arrabbiare la professoressa Montanari. È molto interessante, però da parte del costituzionalista di diritto interno i però sono più di uno. E il primo è un però che si basa sull'effettività di quanto ci ha raccontato il dottor Masotti, perché il caso spagnolo che ha trattato in chiusura mi pare abbastanza emblematico. Tutte queste previsioni sulla immunità e insindacabilità del parlamentare europeo sono autoreferenziali, nel senso che se la fanno, se la dicono e se la cantano. Dopodiché, se negli Stati membri fanno finta di non sentire, di essere sordi e di non voler applicare, lo Stato membro in questa materia fa quello che vuole. Articoli 7, 8, 9 del protocollo, articoli da 5 a 9 del regolamento, pronuncia della Corte di Giustizia, sempre cose che riguardano l'Unione, la fonte dell'Unione, come le Corti interpretano le fonti dell'Unione, eccetera. Il 343 del TFUE prevede che l'Unione gode dell'immunità necessaria ad assolvere i suoi compiti, rimandando a un protocollo. Ma se questa immunità del parlamentare non mi viene espressamente prevista da un articolo di trattato, a chi glielo fa fare allo Stato membro di dar seguito a regole che il Parlamento europeo si costruisce pro domo sua? Con l'aggravante che mentre in Italia tutto ciò che garantisce il parlamentare è specificato nella Carta Costituzionale e poi ripreso semmai dai regolamenti, qui manca una normativa parametro di riferimento, per cui questi se la fanno, se la dicono e se la cantano, e il giudice nazionale dice: ma scusate, a me chi me lo fa fare di star dietro a qualcosa che non è neanche previsto da una norma di trattato? Risultato, la pronuncia spagnola, che potrà dare fastidio sul piano dell'opportunità, ma sul piano della legittimità mi pare fondatissima, perché la norma lo consente, la stessa norma. Oltretutto, lei stesso, che è uno studioso di queste cose, mi dice perché lì c'è stato il problema del non accavallamento tra l'immunità parlamentare interna e quella parlamentare europea, avendogli detto che non poteva andare a Madrid a giurare, non era coperto da quella interna, e di quella esterna il giudice se ne è bellamente infischiato. Il problema vero è questo, cioè tutti i giudici nazionali di fronte a un quadro normativo del genere potrebbero concludere nella stessa maniera, anche perché non sta mica scritto da nessuna parte che il parlamentare europeo debba esserlo anche di un Parlamento nazionale. E quindi secondo me la copertura così è un tantino fittizia ed è rimessa alla discrezionalità della valutazione del giudice interno, il quale 2 volte su 3 immagino che deciderebbe come ha deciso il giudice spagnolo. Lei cosa ne pensa? Mi viene in mente solamente una cosa, è leale cooperazione. Dovevo provocare la professoressa Montanari, adesso lei provoca me. Già la leale cooperazione tra enti, poteri, organi all'interno di uno Stato nazionale, diciamo così, che è discutibile e se ne fa un uso talvolta troppo lato. Figurarsi la leale collaborazione tra organi, enti e istituti come posso dire, di istituzioni diverse tra di loro. Perché il giudice italiano dovrebbe, di fronte a un'imposizione che ritiene tale dell'ordinamento interno, dire no, questa la disapplico perché devo cooperare lealmente col Parlamento europeo? Domando, cioè io non ne so niente, mi rimetto a uno che ne sa di più di me. Non ho più una risposta a questo. Cioè. Certo, però tu che compari tutto, ti tocca comparare anche quello. Ma non si può ricavare da se stessa l'immunità
Io traduco, non si può ricavare di per sé stessa l'immunità parlamentare? Ma l'immunità dell'Unione non è l'immunità del parlamentare dell'Unione. Tanto è vero che lui è partito dicendo è un baluardo democratico come immunità del Parlamento, non dei singoli componenti. È impossibile che lei non conosca qualcosa. Il protocollo c'è l'immunità del singolo parlamentare. Ma è un protocollo però. Mi sembra che abbia lo stesso valore giuridico dei trattati. Già, poi lo dice a me che ho dei dubbi sul valore giuridico dei trattati, si figuri un po' sui protocolli. No, poi è certo che gli stati in fondo rimangono, potremmo anche non applicare la giurisprudenza sulle concessioni balneari, rimane la procedura di infrazione, però è vero che non c'è un meccanismo coercitivo, quello che mette in luce lei mi sembra oggettivo, non c'è un meccanismo coercitivo sul singolo caso, ma non solo in questo caso, non c'è in tanti casi. C'è la procedura di infrazione se io mi rendo conto, se la Commissione si rende conto che sistematicamente o in un caso rilevante lo singolo Stato non dà esecuzione al protocollo, posto che sia giuridicamente vincolante, potrebbe promuovere una procedura di infrazione, però certo non risolve il problema del singolo, il singolo rimane in carcere. E lei mi tocca un punto sostanziale in materia di questo, mi parla della Commissione. E torna al solito discorso sulla legittimazione democratica degli organi dell'Unione. Perché mentre il Parlamento una legittimazione democratica dal basso ce l'ha, e quindi questo istituto, il giorno che lo volesse mettere nei trattati, avrebbe le sue ragioni per farlo. È la Commissione che poi decide discrezionalmente, in questo caso applico la procedura di infrazione, in quest'altro no perché quello Stato mi è antipatico, in questo terzo sì e così via. Quindi insomma sì, mi pare che finiamo tutti con concludere la stessa cosa. Come dice lei, non va tanto riformato l'attuale regime, va messo nei trattati, se no la faccenda per il povero parlamentare la vedo difficile da sostenere. Per spezzare una lancia a favore del professore, effettivamente la risposta poi del tanto Parlamento quanto della Commissione o anche di altre istituzioni europee dopo la vicenda Junquares non è stata forte, non è stata presa una posizione netta a favore di questo o della vicenda stessa, quindi segnalando come in realtà probabilmente volessero lasciare una certa margine di discrezionalità, di autonomia al singolo Stato membro, tant'è vero che da quella volta ad oggi non è cambiato nulla. E a maggior ragione, come dice lei, giustamente, se è vero che nei 2/3 dei casi, di fronte alla richiesta dello Stato di revocare, gli dicono di sì, a meno che non sia in ballo l'autonomia dell'istituzione Parlamento, ma non quella della garanzia del singolo. Quindi sempre che non venga per la transitiva. Certo. Grazie anche al dottor Masotti, se non avete altre curiosità, domande su un tema così interessante. Diamo la parola al terzo nostro ospite che ci fa il piacere di venire da Firenze, è il dottor Lapo Montelatici, che ha scelto di parlarci della Presidenza della Repubblica e politica estera e di difesa, e gli cedo la parola. Grazie. Grazie a lei, grazie agli organizzatori e grazie a tutti i presenti. Sì, politica estera di difesa, che poi ho limitato alla politica di difesa perché il tema era abbastanza grande, era abbastanza sfidante e già la politica di difesa, insomma, e la Presidenza della Repubblica comportano, come dire, delle frizioni. Mi spiego meglio, mi concentrerò sulla figura del Consiglio Supremo di Difesa, che è questa figura richiamata all'articolo 87,9 che si connette al comando delle Forze Armate e su cui abbiamo pochi documenti delle origini. Se noi pensiamo al dibattito costituente, pensiamo anzitutto alla seduta del 22 ottobre del 47 e all'intervento dell'onorevole Gasparotto, che ricorda la necessità di una legge
a regolare questo organo, questa figura, perché ci siamo lasciati, insomma, ci stiamo lasciando, insomma, alle spalle l'ordinamento statutario che conosceva questo Consiglio di Difesa, che tuttavia è totalmente all'opposto del Consiglio Supremo di Difesa che invece oggi abbiamo e che conosciamo. Questa previsione appunto viene connessa al comando questa presidenza del Consiglio Supremo di Difesa viene connessa al comando delle Forze Armate e però appunto non ha questo Consiglio Supremo di Difesa una definizione in Costituzione. Una definizione verrà data pochi anni dopo con la legge 624 del 1950, il primo intervento in materia, e all'articolo 1, cito, il Consiglio Supremo di Difesa esamina i problemi generali, politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano. Si definisce poi si ribadisce che il Consiglio Supremo di Difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica e si stabilisce che di essi facciano parte il Presidente del Consiglio con funzioni di Vicepresidente e una serie di ministri oltre che il Capo di Stato Maggiore della Difesa. E si stabilisce infine che debba essere il Consiglio Supremo di Difesa riunito almeno 2 volte all'anno e convocato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa o sempre dal Presidente della Repubblica, però su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per molto tempo a questa legge non seguirà alcuna disciplina, interverranno 2 regolamenti negli anni 90. Vi è una piccola parentesi rappresentata dalla legge 25 del 97 che tratta del Consiglio Supremo di Difesa con riguardo alle attribuzioni del Ministro della Difesa e questa legge all'articolo 1,1 lettera A, nell'elencare le attribuzioni del Ministro della Difesa dice, riporto, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento. Quindi questa legge 25 possiamo dire che così all'apparenza inserisca l'esame del Consiglio Supremo di Difesa nel processo decisionale in materia di politica di difesa. A seguito abbiamo poi un decreto legislativo che è il 66 del 2010 che interviene in materia di ordinamento, del codice dell'ordinamento militare e non si fa altro che riportare la disciplina di cui alla legge 624 del 50 in questa nuova disposizione. Ecco, sono quindi varie, questo appunto è l'inquadramento normativo, partendo appunto dalla previsione costituzionale, passando attraverso il breve e a mio avviso poco determinante dibattito costituente, che appunto non si concentra particolarmente su questa figura, qualche disposizione normativa e quindi rimane però una figura dai confini decisamente dubbi, che ha una figura che non ha messo d'accordo la dottrina e che si è orientata su 2, potremmo dire, poli opposti. Da una parte c'è chi ha visto nel Consiglio Supremo di Difesa un organo di alta consulenza, da un'altra parte proprio opposta invece si è ritenuto che il Consiglio Supremo di Difesa fosse un organo di codecisione che addirittura caratterizzasse la nostra forma di governo parlamentare in senso dualistico, quantomeno dal punto di vista della politica di difesa. Su questo fronte possiamo dire che abbiamo una voce in particolare, che è quella di Riccardo Bellandi, che sul tema al tema ha dedicato la sua, immagino, prima monografia, che usciva appena dal percorso di dottorato, e lui appunto in questa ottima monografia, mi permetto di dirlo, riporta questa
tesi secondo cui il Consiglio Supremo di Difesa appunto non faccia altro che riportare alla luce un'anima dualista che connatura la nostra forma di governo. Quindi questi due poli rispetto ai quali io sento, diciamo, sento di non appartenere a nessuno dei due, poi spiegherò perché, ma permettetemi prima un breve accenno ai lavori di una commissione, la commissione presieduta da Livio Paladin nel 1987, commissione istituita dal governo Goria, richiesta dall'allora Presidente della Repubblica, in cui appunto a termine di questi lavori abbiamo questa relazione fondamentale, determinante, in cui si esclude anzitutto che il Consiglio Supremo di Difesa sia assimilabile a un gabinetto di crisi, in cui però si ribadisce quello che già era stato affermato in sede costituente, cioè che la Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa si colleghi al Comando delle Forze Armate, che questo Comando delle Forze Armate non sia meramente onorifico e che questo Consiglio Supremo di Difesa appunto rilasci, diciamo, dei pareri, fissi delle direttive, dei criteri che non sono, diciamo, sulla cui definizione sulla cui definizione la Commissione Paladin non si esprime pienamente, ma su cui, diciamo, rispetto alla quale ricorda che questi atti appunto provenienti dal Consiglio Supremo di Difesa, perché abbiano rilievo giuridico, necessitano appunto è necessario che il governo, per discostarsene, dia motivazione, quantomeno perché non siano, potremmo dire, parole a vuoto. Quindi rispetto appunto al ruolo di questo Consiglio Supremo di Difesa, chi sostiene invece che sia un organo di alta consulenza ricorda due punti, due passaggi, cioè anzitutto che il Presidente della Repubblica è soggetto irresponsabile e che quindi appunto non può assumere la responsabilità di una linea politica che è rimessa al governo, che ne risponde davanti al Parlamento in una continuum maggioranza parlamentare-governo che caratterizza la forma di governo parlamentare, conseguentemente la nostra. Il secondo passaggio è sicuramente il fatto che la politica di difesa sia una frazione dell'indirizzo politico e che quindi appunto non possa che essere rimessa al governo. Io aggiungo che, sempre nell'ottica appunto di sostenere che questo sia un organo di alta consulenza, ma che ciò non voglia dire che di per sé garanzia e indirizzo siano da intendersi come nettamente separati, ovvero che quando si svolge una funzione di garanzia si dà anche un indirizzo. Spero di non essere blasfemo, ma credo che da tutto questo da questo tema si evinca questo. Il tema, diciamo, l'argomento sicuramente che fa sostenere, a mio parere, che questo il CSD, il Consiglio Supremo di Difesa, non sia altro che un organo di alta consulenza, è che se il Presidente della Repubblica impartisse direttive politiche e al governo non restasse altro che dare esecuzione a quelle direttive politiche, saremo di fronte a una disunione di indirizzo politico amministrativo che invece, stante l'articolo 95, devono andare, tra virgolette, a braccetto. Ma sicuramente un altro fatto, diciamo, è da considerare, ovvero che la storia italiana ha dimostrato che la dialettica a distanza tra capo dello Stato e capo del governo ha causato problemi di non poco conto. Penso alla terza guerra d'indipendenza, in cui il nostro esercito aveva ordini di segno opposto dai vertici del potere politico e amministrativo, possiamo dire. Quindi questo Consiglio Supremo di Difesa non fa altro che, diciamo, caratterizzarsi per essere un luogo di necessario incontro, potremmo dire un'epifania della leale collaborazione, in questo caso sono io provocatorio, tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, quindi una sorta di leale collaborazione tra due diciamo, passaggi
fondamentali del fenomeno istituzionale, che sono garanzia e indirizzo, così che diciamo, un eventuale strappo istituzionale sia l'estrema ratio e al tempo stesso l'opera di garanzia necessaria in presenza di contenuti positivi in materia di politica di difesa, penso tra tutti al principio pacifista, siano effettivamente non diano luogo a strappi e che siano queste eventuali contrapposizioni tra indirizzo e garanzia siano risolte in un luogo per giunta regolato dal regime di segretezza, che non fa altro che ribadire, a mio parere, il carattere politico di questa sede, che non necessariamente vuol dire politica attiva, ma appunto quella garanzia che non è scissa rispetto all'indirizzo che a mio parere caratterizza la nostra forma di governo, anche perché qui parliamo appunto di possibilità molto ampie per il Presidente della Repubblica, almeno più ampie di quanto si possa credere, sempre rimettendoci appunto alla Commissione Paladin. Si immagina la possibilità per il Presidente della Repubblica addirittura, a parte di inviare messaggi di denuncia alle Camere in caso di un utilizzo improprio delle forze armate, ma addirittura, anche se su questo, anche se su questo la Commissione Paladin non prende una posizione definitiva, la possibilità per il Presidente della Repubblica, in virtù del comando delle forze armate, di impartire ordini di carattere impeditivo, che, come potete immaginare, questa è una mia aggiunta, perché eventualmente me ne assumo la responsabilità, potrebbero appunto questi ordini di carattere impeditivo rappresentare un momento sicuramente caratterizzante una fase extra ordinem della dialettica tra le istituzioni, in cui il Presidente della Repubblica addirittura frena un comando delle truppe, riscontrando problematiche, e quindi se questo è l'estremo a cui può giungere il Presidente della Repubblica, evidentemente un organo di raccordo è necessitato. Grazie. Ebbene, un grazie anche al dottor Montelatici per questa sua molto interessante relazione, perché tocca un ambito che non è frequentemente battuto dai costituzionalisti. Non è frequentemente battuto, ma io ho battuto a macchina la relazione, essendo allievo di Paladin, e nell'87 non ancora laureato. E quindi, siccome lui non scriveva al computer, perché si rifiutava, mi dettò le osservazioni al corpo centrale della relazione, quindi poi fece l'iter che fece. E ho sempre avuto un dubbio sul Consiglio Supremo di Difesa, perché in Costituzione viene menzionato nell'elenchino che reca le attribuzioni del Capo dello Stato, e del Consiglio Supremo di Difesa nient'altro si dice. Viene menzionato, il Presidente lo presiede, così come presiede il CSM. Nessuno si è mai domandato quali siano le funzioni del Presidente della Repubblica all'interno del CSM, perché c'è tutta la disciplina relativa al vice e perché le cose sono... In realtà le due presidenze potrebbero anche essere trattate congiuntamente. La natura dell'organo, ma che sia un organo di rilievo costituzionale, lo dice il fatto che è menzionato dalla Costituzione. Dopodiché tutto è rimesso alla legge. Allora mi verrebbe da farle una domanda, ma è una mia curiosità. C'è la legge del 50 che parla del grosso delle funzioni, dell'attribuzione, dell'organizzazione, eccetera. Poi è stata aggiunta quella novella in cui si è dato un compito particolare al Ministro della Difesa, facendone l'esecutore dei deliberati dell'organo. Allora, con un gioco di triangolazione tra articolo della Costituzione, legge ordinaria e ruolo del Ministro della Difesa, secondo lei è ipotizzabile che il Ministro della Difesa diventi un potere dello Stato quando parla per dare esecuzione a un organo al deliberato di un organo di rilievo costituzionale? Il giorno che ci fosse un conflitto di attribuzione
potrei dire che il Ministro della Difesa agisce con un tono costituzionale in virtù del rimando fatto dalla legge ordinaria all'articolo della Costituzione, o questo è escluso? Perché da questo dipendono altre considerazioni, non da poco, secondo me. Come la vede lei? Ma diciamo, non saprei dare una risposta, ma semplicemente perché credo che fondamentalmente cioè nel silenzio appunto della Costituzione e cioè alla fine noi dobbiamo muoverci un po' a vista, molto spesso anche rifacendoci poi alla prassi, che secondo me non può schiacciare però poi il dato normativo, anzi, però a volte c'è un po' questa tendenza. Ma non saprei sinceramente, perché comunque è un compito quello del Ministro della Difesa, cioè, per dire, se noi pensiamo alla seduta del 22 ottobre del 47, subito dopo l'intervento di Gasparotto abbiamo un intervento di Azzi che propone un emendamento sempre all'87,9 con riferimento al comando delle forze armate, in cui si vuole distinguere appunto tra comando delle forze armate in tempo di guerra e in tempo di pace, che non viene approvato. Lo stesso Azzi neanche lo espone, perché lo dà per esposto, lo ritiene appunto quasi insomma spiegato per il solo fatto che sia stato presentato. E lì appunto si parla di un Presidente della Repubblica che ha il comando delle forze armate, lo esercita in tempo di pace tramite il Ministro della Difesa e in tempo di guerra tramite, se non sbaglio, il Capo di Stato Maggiore. Quindi probabilmente nell'ottica, diciamo, costituente, se non fosse stato cassato quell'emendamento, oggi potremmo parlare anche di un Ministro della Difesa come potere dello Stato, perché appunto siamo in un'ottica in cui, però probabilmente no, cioè quella, diciamo, se vogliamo fare un'interpretazione, diciamo, originalista, direi di no, che l'Assemblea Costituente si è espressa, insomma, abbastanza chiaramente perché, insomma, così non sia. Ci sono domande da parte della platea? Perché se no io ho un'altra curiosità, e l'altra curiosità è questa. La Commissione parla di inconclude nella maniera in cui conclude, e sostanzialmente conclude dicendo: guardate che il ruolo del Capo dello Stato non può essere un ruolo effettivo, perché il ruolo effettivo spetta al Governo, spetta al Presidente del Consiglio, e questo sia con riguardo al tempo di pace, a maggior ragione con riguardo al tempo in cui ci sono da prendere decisioni serie. E d'altra parte non potrebbe essere diversamente, perché la sovranità viene gestita dal raccordo Parlamento-Governo e non dal raccordo Parlamento-Presidente della Repubblica. E credo che su questa conclusione non si possa discutere. Io sono invece contrario all'idea che il Presidente della Repubblica possa apporre gli ordini impeditivi, perché anche il solo attribuirgli la possibilità di opporre ordini impeditivi a ordini dati dal Governo nel momento in cui c'è una declaratoria di stato di guerra, la vedo un'intromissione nella gestione del potere sovrano che mi lascia un po' perplesso. Lei sugli ordini impeditivi ha una sua posizione? Ma diciamo, io penso che finché ci sia un contenuto positivo di una norma costituzionale, appunto, torniamo sempre al discorso di indirizzo e garanzia, che molto spesso vengono, anzi, diciamo, tradizionalmente vengono contrapposti, per cui ciò che è indirizzo non è garanzia e viceversa. Secondo me però c'è un po' di fondo, poi c'è una, come si può dire, vorrei utilizzare il termine ipocrisia, ma è un po' troppo forte, ovvero che chi fa garanzia per forza di cose indirizza, che poi questo, diciamo, voglia dire che, insomma, se noi pensiamo anche sempre al dibattito costituente, quando si discute di far presiedere il Consiglio dei Ministri al Presidente della Repubblica, vi si oppone tra tutti Terracini che sostiene che il Presidente della Repubblica non possa presiedere il Consiglio dei Ministri perché altrimenti il Parlamento si dovrebbe discutere di opinioni espresse dal Presidente della Repubblica.
Il Consiglio Supremo di Difesa è interessante perché evidentemente toglie il Presidente della Repubblica dall'imbarazzo di vedere il Parlamento discutere delle sue opinioni, perché noi possiamo anche credere, dato che tutto il regime di segretezza, il Presidente della Repubblica effettivamente abbia espresso delle opinioni e che il Parlamento si trovi a dire sì o no a opinioni espresse dal Presidente della Repubblica, che però poi vengono esternate dal governo che si reca in Parlamento, e ultimamente neanche troppo spesso, perché se parliamo di operazioni fuori area, l'intervento del Parlamento più a ratifica che a controllo, però ma l'ordine impeditivo non lo vedo così distante dalla logica di un comando delle forze armate rimesso al Presidente della Repubblica. Qui si parla proprio di comando delle forze armate, cioè distinguendo il comando dalla disponibilità, e comunque il comando delle forze armate che si traduca in un ordine impeditivo è comunque sempre da intendersi come un atto extra ordinem, cioè nel momento in cui il Presidente della Repubblica dovesse impedire l'utilizzo delle truppe perché questo si trovi in contrasto con la Costituzione, non è mai avvenuto che io ricordi, però se dovesse avvenire, cioè, mi verrebbe da pensare che ci troviamo di fronte a quella figura di Presidente della Repubblica, reggitore dello Stato, di cui parlava Esposito, che però appunto parlava di un Presidente reggitore dello Stato nel momento in cui le istituzioni non funzionassero più. Quindi secondo me, cioè, se esiste una responsabilità del Presidente della Repubblica intesa come attentato alla Costituzione, se esiste appunto un indirizzo che è a garanzia, che però che vuol dire che il Presidente del Consiglio che si reca in Parlamento a rispondere, allora sì, l'ordine impeditivo è per forza di cose un extrema ratio, e la pena che il Presidente deve pagare eventualmente è una messa in stato d'accusa. Sono d'accordo con lei, anch'io concluderei così dicendo che l'ordine impeditivo è l'applicazione a quest'ambito del pararsi da parte del Presidente della Repubblica di una possibile accusa dei due unici reati di cui è responsabile, proprio per le responsabilità generali di cui lei parlava prima. Quindi il giorno che il Presidente dice se io non do l'ordine impeditivo sono passibile di tradimento o attentato alla Costituzione, che viene deciso dal Parlamento in seduta comune, io l'ordine impeditivo lo do. E d'altra parte lei cita Esposito, non a caso uno dei due maestri di Paladin, e tutto torna. E con questo la sessione affidata alle mie cure la dichiarerei conclusa, se non ci sono interventi, siamo puntualissimi, a meno che non abbia sbagliato tutto, e quindi vi invito al coffee break prima che cominci l'ultima sessione di questo interessante convegno. Grazie a tutti. Bene, vi invito cortesemente a prendere posto, così cominciamo con l'ultima sessione, e immagino siamo tutti un po' stanchi, quindi non mi dilungherò particolarmente. Ci tengo molto a ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a presiedere quest'ultima sessione, che come vedete è ridotta a 2 relatori, uno non ha potuto essere presente, diciamo relatore esterno. Ci tengo però a dire alcune parole introduttive anche nel merito. I titoli di tutte le sessioni sono spesso o rivolti a temi specifici o iniziano diciamo con un settore disciplinare, no? Diritto pubblico, nazionale, sovranazionale. La nostra sessione si intitola Costituzione e amministrazione, che è un tema di una monografia scritta da un grande maestro, ecco, non dal più giovane dei docenti del Dipartimento, però ecco, mi dà l'occasione per esprimere un mio pensiero che ci tengo a condividere con voi, ovvero che non vedo questo titolo come giustaposizione di 2 cose diverse. È mio pensiero che troppo spesso si vedano il diritto costituzionale da una parte e il diritto amministrativo dall'altra come settori non comunicanti. Io invece, confesso, sono della opinione esattamente opposta, che potrei provocatoriamente esprimere con l'idea esiste solo il diritto pubblico. Forse questa opinione è un po' esagerata, però quantomeno credo che veramente
per lavorare bene, per studiare bene questi temi, sia necessario vedere quantomeno la profonda interrelazione dei due ambiti. Dominio del diritto costituzionale è senza dubbio più quello dei principi e dei diritti, ma i principi e dei diritti poi si inverano nell'azione amministrativa in molti casi, o nelle garanzie di fronte all'azione amministrativa. Per contro, le regole dell'agire amministrativo esprimono, non sono meramente regole, diciamo, fredde, ma esprimono a loro volta un bilanciamento di che cosa? Di principi e di diritti. Quindi un dialogo fra queste due dimensioni. E le relazioni, ecco, che introduco, a mio parere, sono un ottimo esempio di questa interrelazione fra la dimensione dei principi e anche la dimensione delle competenze che diciamo connettiamo più al diritto costituzionale, e viceversa poi anche la dimensione dell'attuazione concreta amministrativa nel campo delicatissimo dei contratti pubblici e nel campo del cosiddetto diritto del patrimonio culturale. Venendo alla prima relazione della dottoressa Brusaferro, essa si intitola Contratti pubblici e autonomia regionale alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale. È un tema appassionante, c'è stato anche un intervento legislativo, no, della nostra regione, meglio a livello di norme di attuazione, per diciamo ricercare degli spazi della regione in questo ambito, però al contempo è un tema innervato di legislazione sovranazionale e nazionale, di cui il problema quale spazio per la regione. E devo dire, preannuncio un po', non voglio spoilerare l'intervento della dottoressa Brusaferro, ma che talmente tanti sono i puntigli, i limiti che ha previsto, ecco, che ha enunciato la Corte Costituzionale in quest'ambito e che la dottoressa andrà a esporre, ma io ho letto l'abstract, quindi mi sono fatto un'idea, che leggendo l'intervento, appunto l'abstract, mi è venuto in mente un verso di Metastasio, che parla di tutt'altro, cioè parla della fedeltà fra gli innamorati, e dice: è la fede degli amanti come l'araba fenice, che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa. E allora chiedo alla dottoressa Brusaferro, la introduco e la ringrazio, è la competenza regionale in materia di contratti pubblici l'araba fenice? Bene, buonasera. Allora, prima di entrare nel vivo, anch'io vorrei ringraziare il Comitato Scientifico Organizzativo. Siamo arrivati all'ultima sessione e possiamo dire, direi tutti quanti, che è stato un gran successo questa conferenza dottorale, quindi vorrei ringraziarli sentitamente, sia per tutto il lavoro che c'è stato prima, ma anche per il lavoro che c'è stato durante questi 3 giorni e per l'impegno che ci hanno messo. Ora, entrando nel vivo, la domanda fondamentale che costituisce un po' il punto di partenza del mio intervento, come è stato già introdotto in realtà in qualche modo, è quale margine di autonomia possano vantare le regioni, autonomia dal punto di vista normativo e soprattutto legislativo, le regioni nel campo dei contratti pubblici, cioè possono in qualche modo le regioni adottare una normativa differenziata rispetto a quella che è la normativa adottata a livello statale, che è il codice dei contratti pubblici. In realtà la materia dei contratti pubblici è un settore che è diciamo disciplinato da numerose fonti multilivello, quindi sappiamo tutti benissimo che è uno dei settori più largamente influenzati dal livello europeo, dal momento che fin dagli anni 70 sono state adottate delle direttive e attualmente esistono le direttive 23, 24 e 25 del 2014 che sono un po' il nostro faro nella materia dei contratti pubblici. Per quanto riguarda poi il livello, diciamo, nazionale, lo Stato ha adottato il recepimento anche di queste direttive, prima il codice del 2006 e poi quello che è definito il nuovo codice dei contratti pubblici, che ormai non è più tanto nuovo perché è il decreto legislativo 36 del 2023 che ha sostituito quello del 2016. Diciamo che in questo quadro, per comprendere
quale sia il margine di autonomia e se ci sia effettivamente un margine di autonomia in materia di contratti pubblici, è necessario partire prima dal riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Perché alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale? Perché diciamo che il margine è stato delineato in qualche modo e viene delineato di volta in volta proprio dalla Corte Costituzionale attraverso le sue pronunce, per cui in questo campo non è sufficiente, diciamo, leggere la Costituzione, gli statuti di autonomia e le varie normative, ma è indispensabile sempre confrontarsi anche con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda quindi il riparto di competenze, il nostro sistema regionale si fonda su un regionalismo in qualche modo asimmetrico, perché esistono, diciamo, due grandi campi. Da un lato il rapporto tra Stato e regioni ordinarie, dall'altro lato invece c'è il rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali, quindi le 5 regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il rapporto tra lo Stato e le regioni ordinarie adesso è regolato dall'articolo 117 della Costituzione, come modificato nel 2001 dalla riforma del titolo V, mentre in realtà il rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali, le regioni a statuto speciale, è regolato dagli statuti di autonomia che hanno natura di legge costituzionale. Per questo motivo io vorrei trattare, diciamo, separatamente, vorrei trattare prima dell'autonomia nel rapporto tra Stato e regioni ordinarie e poi tra Stato e regioni a statuto speciale. Per quanto riguarda le regioni ordinarie, in realtà la materia dei lavori pubblici di interesse regionale, prima della riforma del titolo V del 2001, era inclusa tra le materie di competenza concorrente regionale ai sensi dell'articolo 117. Quindi in qualche modo le regioni avevano una competenza di tipo legislativo nel rispetto chiaramente dei principi fondamentali previsti dalla legge dello Stato. Con la riforma del titolo V del 2001 tale competenza è scomparsa dall'articolo 117, non è più presente all'articolo 117 né tra le competenze esclusive dello Stato di cui al comma 2 né tra le competenze concorrenti di cui al comma 3. Quindi all'indomani della riforma alcuni avevano ipotizzato di ricondurla tra le competenze residuali delle regioni, cioè di cui al comma 4. In realtà immediatamente è intervenuta la Corte Costituzionale già a partire dal 2003 inaugurando un filone che poi rimarrà, diciamo, granitico e inalterato, affermando che in realtà quello dei lavori pubblici non è una vera e propria materia, ma diciamo che i lavori pubblici si qualificano, secondo la Corte Costituzionale, a seconda dell'oggetto a cui afferiscono. Questo significa che è diciamo, un ambito che ha carattere trasversale e che quindi va a coprire, va a intersecare interessi diversi che talvolta possono essere ricondotti alle competenze di natura esclusiva, di cui al comma 2, e talvolta anche a quelle, quelle concorrenti, di cui al comma 3. Sicuramente la Corte Costituzionale esclude che la materia dei lavori pubblici possa essere considerata una materia residuale, quindi di competenza delle regioni. E in particolare, diciamo, sviluppando proprio questo principio, si afferma che, come probabilmente è noto, saprete che nei contratti pubblici si dividono due fasi fondamentali. La prima fase, che è la fase ad evidenza pubblica, di natura fondamentalmente pubblicistica, che attiene alla selezione del contraente fino alla conclusione del contratto, e la fase invece successiva, che ha natura invece privatistica, e quindi è la fase di esecuzione. Bene, tenendo presente che ci sono queste due fasi distinte, la Corte Costituzionale dice che la maggior parte delle norme che attengono alla fase ad evidenza pubblica vanno a intersecare la materia di tutela della concorrenza, che è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117,2 lettera E della Costituzione. Mentre per quanto riguarda invece la seconda fase, che è la fase, diciamo, dell'esecuzione,
la Corte Costituzionale afferma che la maggior parte delle norme contenute anche nel Codice dei contratti pubblici attengono invece all'ordinamento civile, alla giurisdizione, alle norme processuali e alla giustizia amministrativa, anche queste materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera L. Quindi in qualche modo comprendiamo che a seguito soprattutto della riforma del titolo V del 2001, la competenza delle regioni ordinarie sostanzialmente è estremamente ridotta, se non quasi diciamo inesistente. Per quanto riguarda invece le autonomie speciali, le regioni a statuto speciale, il discorso è un pochino differente. Perché? Perché negli statuti speciali, negli statuti di autonomia, in realtà ancora sussiste una potestà legislativa primaria che attiene ai lavori pubblici di interesse regionale o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli statuti speciali ovviamente impongono che tali competenze legislative primarie, al di là proprio di quella specifica dei lavori pubblici, possano essere esercitate dalle autonomie speciali con determinate limitazioni, e sono quella chiaramente del territorio regionale, quella della materia, quella degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale, particolarmente importante per questo campo, e inoltre la loro competenza legislativa primaria deve essere espletata in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Questa competenza primaria in realtà è stata sfruttata da alcune regioni a statuto speciale, addirittura due realtà che sono prima di tutto il Trentino Alto Adige, Südtirol e appunto le province autonome, e poi diciamo ispirandosi a loro anche il Friuli Venezia Giulia hanno anche delle norme di attuazione statutaria che vanno in qualche modo a specificare maggiormente e a rimarcare questa competenza in materia di lavori pubblici e di competenza legislativa in qualche modo in materia di lavori pubblici di interesse regionale o provinciale, sia nella fase di evidenza pubblica sia nella fase esecutiva. E in realtà diciamo l'esperienza forse più significativa di normazione è stata quella proprio delle province autonome di Trento e di Bolzano, che fin dagli anni 90 hanno adottato proprie autonome normative nel campo dei contratti pubblici. Anche però diciamo che in comune rispetto all'esperienza delle regioni ordinarie rimane il fatto che la Corte Costituzionale, quando si è pronunciata su queste normative, ha adottato sempre un indirizzo molto centralista e molto restrittivo, andando in qualche modo a ridimensionare questa attribuzione, utilizzando tre fondamentalmente ordini di limiti. Innanzitutto il riferimento ai principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea e in particolare della tutela della concorrenza, che sono tutti quanti strumentali ad assicurare le libertà comunitarie. Quindi in qualche modo ha riconosciuto che numerose norme adottate a livello nazionale nel Codice dei contratti pubblici sono in realtà non sono altro che un'attuazione dei principi del diritto dell'Unione Europea e in particolare afferiscono alla tutela della concorrenza. E proprio in questo senso le regioni non possono adottare, neanche le autonomie speciali, delle normative che vadano a discostarsi eccessivamente o che vadano a discostarsi proprio da questo tipo di principi. Per cui in molti casi sono state proprio utilizzando questo limite dei principi del diritto dell'Unione Europea, sono state dichiarate incostituzionali delle norme regionali o provinciali. Il secondo limite fondamentale che è stato utilizzato è quello dei principi dell'ordinamento giuridico, tra cui sono ricompresi anche quelli che riguardano gli istituti privatistici, quindi che attengono più alla fase, diciamo, non tanto di evidenza pubblica, come potevano essere appunto i principi del diritto dell'Unione e di tutela della concorrenza, ma istituti privatistici come quelli che riguardano la conclusione del contratto e poi l'esecuzione del contratto.
E anche in questo senso, e anche con riferimento a normative sempre che riguardano l'esecuzione, la conclusione del contratto, la Corte appunto ha sostenuto che le regioni non possono adottare delle norme che vadano a differenziarsi rispetto a quelli che sono gli istituti nazionali, anche perché adottando, diciamo, delle norme differenziate si verrebbe anche a violare il principio di uguaglianza in questo caso. Il terzo limite, diciamo, che è stato utilizzato in molte pronunce è quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. E diciamo che forse questa è la clausola che è stata utilizzata più variamente anche dalla Corte Costituzionale, con riferimento sia, diciamo, a degli istituti che attengono alla fase di evidenza pubblica, sia degli istituti della fase di esecuzione del contratto, e sono tutti quegli istituti e quelle norme che in qualche modo attengono a interesse unitario del Paese, motivo per cui le regioni non possono differenziarsi. E proprio in realtà una delle pronunce, a mio parere, più interessanti che utilizza proprio questa clausola delle norme fondamentali di riforma economico-sociale è la sentenza della Corte Costituzionale numero 23 del 2022, la quale si è pronunciata su delle disposizioni, in particolare erano sottoposte al vaglio della Corte 15 disposizioni adottate con legge provinciale dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Di queste 15, ben 11 disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte, utilizzando proprio questa, diciamo, utilizzando proprio l'argomentazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. In realtà questa pronuncia, diciamo, è stata anche criticata da parte di alcuni commentatori, perché la Corte ha interpretato come norme fondamentali anche disposizioni di dettaglio del Codice di contratti pubblici che apparentemente non sembrerebbero di principio fondamentale. E proprio per questo, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale, nonostante dal punto di vista formale esista questo titolo competenziale, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e attraverso proprio le pronunce della Corte Costituzionale si può dire che l'ambito di manovra e l'ambito di autonomia sia estremamente ristretto e limitato. Il principale, diciamo, punto critico, come potrete intuire, di tutto questo sistema che si è venuto a formare, a mio parere, è l'incertezza che si viene a creare, soprattutto per le autonomie speciali. Nel senso che le autonomie speciali hanno questa, dal punto di vista formale, hanno questo titolo competenziale dei lavori pubblici che è in realtà estremamente ampio, e nella sostanza, nel caso in cui vogliano, nel caso in cui decidano di adottare una propria autonoma normativa, devono sempre confrontarsi con la giurisprudenza della Corte e in qualche modo corrono anche il rischio che le loro norme vengano sottoposte al vaglio della Corte, e quindi in realtà i limiti vengono definiti non ex ante dalla normativa, dalla Costituzione, dagli statuti speciali, ma ex post attraverso la giurisprudenza della Corte, che si pronuncia su ogni singola normativa o su singoli istituti che attengono ai contratti pubblici. E quindi quale margine di autonomia? Se c'è un margine di autonomia, a mio parere un certo margine di autonomia potrebbe essere sfruttato più a livello di organizzazione e anche di professionalizzazione delle stazioni appaltanti, e soprattutto appunto nell'ambito anche della formazione delle stesse, purché chiaramente in questo caso si rispettino tutta la disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla quale la Corte Costituzionale si è espressa affermando appunto che è assolutamente di competenza dello Stato. E in tal senso un ambito in cui si potrebbe lavorare è quello ad esempio della centralizzazione delle committenze e della creazione di centrali di committenza a livello regionale. Tra l'altro che è diciamo, la centralizzazione è anche fortemente sostenuta dall'Unione Europea, perché comporta sia dei benefici di carattere economico, di risparmio di spesa, ma anche di professionalizzazione, specializzazione,
coordinamento ma anche aumento dal punto della concorrenza in qualche modo, comprese anche tutte le attività eventualmente ausiliari di coordinamento delle altre stazioni appaltanti regionali. E in questo senso un esempio virtuoso è quello sempre delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno istituito già nel 2006 e nel 2011, nel 2006 Trento e nel 2011 Bolzano, delle vere e proprie agenzie che svolgono il ruolo sia di centrale di committenze sia di stazione unica appaltante e in qualche modo vanno anche a coordinare, a supportare, a svolgere anche delle attività ausiliarie. Quindi a mio parere questo potrebbe essere un campo, un ambito sul quale si può lavorare anche per aumentare effettivamente la formazione, la specializzazione, la professionalizzazione di coloro che lavorano all'interno delle stazioni appaltanti. Bene, vi ringrazio. Ringraziamo la dottoressa Brusaferro per il suo intervento. Mi piace ricordare che ha svolto anche un tirocinio presso la Regione, no? Proprio in quest'ambito dei contratti pubblici, potendo approfondire dall'interno la tematica che ha studiato. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di regioni chiaramente solleva le critiche in generale, ampio, diciamolo, come dire, il campione non solo su questo tema, attira le critiche almeno di una parte significativa della dottrina come una giurisprudenza di tendenza centralista. C'è anche chi ha scritto, un autorevole studioso, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha reso le regioni degli invalidi del diritto pubblico. Quindi ecco, a mio parere, la mia sensazione, ecco, che condivido sia appunto avendo ascoltato e prima letto il tuo intervento, sia facendo memoria degli studi che ho fatto sul tema della finanza pubblica, che è un altro tema dove la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha inciso in senso fortemente centralista, ma su questo non credo di dire niente di eccezionale, è che il peso del testo costituzionale o il peso delle norme attributive di competenza, come tu hai rilevato, si è rivelato estremamente labile e non in grado di garantire certezze. Ciò che emerge, almeno questa è la mia interpretazione della giurisprudenza costituzionale, è più che una applicazione letterale di titoli competenziali, una lettura basata su un criterio dell'interesse. Il buon vecchio o cattivo vecchio interesse di livello nazionale che è spunto dal testo costituzionale ma che riemerge a livello giurisprudenziale. Chiaro, definire che cos'è interesse o cosa non è interesse nazionale a questo punto non è più legato, si parlava prima di decisione politica, accountability se vogliamo dirla all'inglese, a questo punto diventa legato sostanzialmente a dei preconcetti, perché è vero che tutto il tema dell'attuazione della direttiva europea e del fatto che le direttive europee è pregnante come argomentazione per il soprasoglia, ma per il sottosoglia il discorso è molto diverso. E allora, ovviamente poi ci sono i principi, o tutto il tema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti. Allora lì evidentemente c'è una valutazione, vogliamo dire un preconcetto, per cui certe cose si devono decidere a Roma e non si devono decidere a Trieste, semplicemente a Venezia o per dove. È corretta questo preconcetto, ma probabilmente è criticabile. Però io faccio notare anche un'altra cosa, che una volta che le competenze si hanno, bisogna anche saperle usare. E da questo punto di vista io ho qualche punto di domanda. Perché è anche vero che spesso le regioni, laddove ostentano e hanno delle competenze, poi ne fanno un uso mediante il marcato utilizzo di leggi provvedimento, ad esempio, che guarda più alla risoluzione di problemi contingenti che all'offrire soluzioni di sistema. Quindi dobbiamo anche tenere conto di questo altro lato della medaglia. Ecco, apro il dibattito, se c'è qualcuno che si interessa di contratti pubblici o vuole dire qualcosa. Il professor Mazzaroli vuole dire qualcosa, secondo me. Lo chiamo in campo così. Purtroppo me ne sono occupato, poveretta, quindi ha la sfortuna che mi sono occupato sia dell'interesse nazionale che della materia trattata. La dottoressa è stata bravissima,
perché è riuscita a parlarci per un quarto d'ora quando la sua relazione poteva essere di una riga con scritto competenze, nessuna, né per le ragioni ordinarie né per le ragioni statuto speciali, per motivi diversi. Quando la Corte si è inventata le materie trasversali, la competenza delle regioni ordinarie è morta e infatti non legiferano. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, c'è il problema dell'articolo 10 della legge di riforma, per cui sembrava che potessero essere fatte salve alcune competenze, ma nel momento in cui mi tirano fuori i vecchi limiti che ho studiato io e la professoressa Montanari molto dopo di me, tipo le grandi riforme economiche e sociali, è finita lo stesso. Perché basta che la Corte decida che cos'è quel tipo di intervento per cassare qualunque legge. Alla fine, di nuovo, con il professor Grisostolo, la decisione è politica, impugno o non impugno. Se non impugno, la normativa resta in piedi, se impugno, la Corte è sicuro che la cassa. Grazie. Grazie professore, mi pare che alla fine abbiamo raggiunto un certo allineamento e quindi niente, la Fenice non c'è, è morta. Allora, la Fenice niente, neanche un po' di fauna locale, speciale, alpina, ci potevamo sperare, ma anche quella si è rivelata, è in estinzione quantomeno. Ecco. Bene, allora, qualche altro intervento? Bene, allora passiamo all'ultimo intervento della conferenza dottorale del dottor Lovison. Il dottor Lovison, pure dottorando PNRR, in questo caso in collaborazione con le cattedre di geografia dell'Università di Udine, in particolare il progetto INEST, e si occupa di ecomusei, un termine, un tema che possiamo dire certamente giuridicamente sfuggente, che però lui ha cercato di ricostruire con una logica prima di tutto genealogica, qua utilizzo un termine più da comparatista che da pubblicista, cioè la storia delle idee, andare a vedere l'idea di ecomuseo da dove viene fuori. E poi, dopodiché, sfida non da poco andare a trovare gli ancoraggi giuridici e gli strumenti giuridici da mettere in campo. Prima di dare la parola al dottor Lovison, noto un tratto in comune delle due relazioni, se non altro mettono in evidenza una tendenza del diritto pubblico alla frammentazione verticale delle competenze, sia di carattere normativo sia di carattere amministrativo. Nel caso della relazione della dottoressa Brusaferro abbiamo un formante, altro termine da comparatista, formante normativo importante e estremamente dettagliato per quanto riguarda le direttive, che sono direttive ormai di massima armonizzazione per quanto riguarda quantomeno il soprasoglia. Nel caso del dottor Lovison abbiamo invece più dei principi del diritto internazionale estremamente che si collocano, se vogliamo, al lato opposto della linea, cioè estremamente ampi, estremamente labili. Ma la frammentazione, di nuovo, non è solo sovranazionale, ma è anche subnazionale. Quindi la domanda sulle competenze in materia di contratti, a cui abbiamo risposto che forse non c'è, e la domanda poi sul ruolo di regioni ed enti locali nel normare e nella amministrazione del tema del patrimonio culturale. Bene, e allora do la parola al dottor Lovison. Grazie Francesco Grisostolo, buonasera, ringrazio anch'io tutti gli organizzatori. Quest'anno sono l'ultimo, mi pare, di tutti i lavori della conferenza, in parte ricalco l'anno scorso in cui ero l'ultimo, ma della prima delle due giornate, quindi sempre ultimo ma in giornate diverse. Bene, il tema, come è stato detto da Francesco, riguarda fondamentalmente l'argomento della mia tesi di dottorato e del mio progetto generale di studio. È un argomento, come è stato introdotto, vasto, interdisciplinare e vedrete anche difficile da collocare. Spesso quando intervengo nelle conferenze oppure partecipo a delle tavole così di scambio, percepisco che è molto difficile per il pubblico percepire che cosa sia l'ecomuseo.
Confesso che anch'io inizialmente, quando si è intrapreso questo percorso, non sapevo bene inquadrare a che cosa corrispondesse materialmente o concretamente. Questo penso sia proprio il problema. Un pochino ci inganna il termine museo, che ci induce a pensare ad un istituto oltre che all'istituzione. Dall'altra parte peggiora anche di più la premessa di questo eco, per cui non intendiamo bene neanche l'ambito specifico in cui operi. Dobbiamo però precisare, partendo da questi elementi fondamentali che sono le caratteristiche dell'ecomuseo, cioè il patrimonio culturale, il territorio e la comunità, che il termine è nato in un contesto particolare. Alla fine degli anni 60, in Francia, quando era imminente l'organizzazione della conferenza generale dell'ICOM, l'International Council of Museums, quindi un'organizzazione internazionale che tuttora si occupa dei musei a livello internazionale, si doveva discutere di questa tematica, ma discuterne da un punto di vista concreto e attuale. Pertanto il segretario di ICOM International, che all'epoca era Hugues de Varine, dovette concordare con il ministro dell'ambiente di allora francese, appena introdotto, cioè il Ministero dell'ambiente in Francia allora era una novità, dovette concordare un discorso che si sarebbe tenuto a Dijon. Le sedi erano a Parigi e Dijon per questo convegno misto. Bene, il ministro dell'ambiente, dalle testimonianze di de Varine, che sono raccolte in uno dei suoi volumi principali sulla teoria ecomuseale, è che il ministro Poujade dell'epoca non era sensibile al tema museale tradizionale, per cui interessandosi di ambiente, ed essendo l'ambiente anche un tema di operatività politica per lui, de Varine trovò l'escamotage di introdurre nell'ambito museale il termine eco e creò il termine ecomuseo, che nacque in questa maniera molto particolare, molto strana fondamentalmente, quindi quasi per un caso, un errore. Si dovette dopo dare sostanza a questo termine, cioè a seguito del convegno di Parigi e di Dijon si dovette capire in che cosa consisteva precisamente l'ecomuseo. Quindi de Varine con Georges-Henri Rivière, che era il museologo di riferimento in quel periodo in Francia e che si era sempre occupato di etnografia, di etnologia, crearono una commissione apposita per stabilire nel concreto quali fossero gli ecomusei. E in Francia il primo appiglio che si trovò per dare concretezza a questi ecomusei erano i musei o gli istituti di cultura collocati all'interno dei parchi naturali regionali, perché era il metodo più semplice, la maniera più diretta per introdurre questa novità. Pertanto il Ministero dell'Ambiente in Francia fu incaricato subito di istituire un servizio ecomusei. Quindi in Francia nascono nell'ambito del Ministero dell'Ambiente e questo è importante per quello che dobbiamo dire in questo momento. Ora, la definizione evolutiva. Ci sono tante difficoltà di inquadramento di questa definizione. Ne prendo una. C'è una definizione nella Carta di Catania del 2007 che dice questo: l'ecomuseo è definito come una pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. All'interno di questa definizione, come capite bene, ci sono gli elementi che sono lì esposti, ma si va un po' oltre. Cioè nel momento in cui si parla dello sviluppo sostenibile si introduce anche un nesso con la tutela dell'ambiente e con lo sviluppo del territorio. Scusa Federico, non sta andando avanti, mi sembra. Giusto? Sì. Che cosa differenzia fondamentalmente i musei dagli ecomusei? De Varine ce lo dice molto bene. I musei che noi abbiamo nella nostra mente sono fondamentalmente quegli istituti che sono dotati di un edificio
che hanno quindi una collezione, un insieme di beni di varia natura ed hanno un pubblico specifico che è quantificabile, che può essere ben identificato, sappiamo chi sono. L'ecomuseo invece è più difficile, è fondamentalmente una realtà senza confini, composta spesso di più cellule che sono materiali, cioè piccoli siti che rispondono a diverse finalità. Spesso può trattarsi di beni paesaggistici, come possono essere beni culturali, di quella che spesso viene definita cultura minore, se volete, cioè quella che in genere non viene trattata dai musei tradizionali, che, come sapete, conservano generalmente nella nostra visione le opere d'arte, beni storici, anche di tipo naturalistico e quant'altro. In questi ecomusei magari trovate delle cellule che sono cellule museali, per fare qualche esempio, per esempio di piccoli musei dedicati a beni musicali, oppure piccoli musei dedicati, non lo so, a una realtà specifica del territorio, la crescita dei bambini, come ho visto io in Francia recentemente, aspetti peculiari della cucina, delle tradizioni gastronomiche che vengono narrate e che fanno parte di quella comunità territoriale. È quindi difficile dare una definizione giuridica di ecomusei e ci sono più livelli per farlo. Non avendo spesso per iscritto una definizione precisa, siamo costretti, come ha ricordato Francesco, ad andare ad alcuni principi superiori. Spesso il nostro titolo, come il nostro titolo, l'argomento ecomusei viene ancorato al tema del patrimonio culturale e spesso si introduce sempre il termine immateriale quando dobbiamo parlare di queste realtà. In realtà mi permetto, anche sulla scorta di alcuni articoli recenti, per esempio cito quello di Giuseppe Rigobello sugli strumenti come ecomusei di un nuovo approccio per il patrimonio culturale, dobbiamo un momentino ragionare sul territorio. E quando ragioniamo per territorio pensiamo che questo concetto è spesso stato legato alla sovranità, fino a che a un certo punto ha conosciuto una svolta di tipo spaziale, in cui ha trovato legami con la dimensione materiale proprio del territorio e quindi può essere in qualche modo definito anche come ambiente destinato a fungere da collettore per una fitta trama di interessi culturali, sociali ed economici. Se così lo guardiamo, quindi, dobbiamo prendere nelle fonti del diritto internazionale alcuni esempi. Sapete che dagli anni 2000 più o meno si è cercato di trovare un nuovo paradigma al governo del territorio e al patrimonio culturale. 3 convenzioni evidenziano le relazioni tra la popolazione, il territorio che abita, che viene abitato dalla popolazione e il significato culturale di quest'ultimo. La prima è la Convenzione di Firenze, cioè la Convenzione europea del paesaggio del 2000, che parla di paesaggio e dice che il paesaggio è quella parte di territorio così come percepita dalle popolazioni che lo abitano. La Convenzione di Faro, poi, del 2005, e che si dedica al patrimonio culturale in generale, dice che l'eredità culturale è identificata dalle popolazioni stesse anche in relazione al territorio. E infine la Convenzione UNESCO del 2003 cita che la prassi, le rappresentazioni, le conoscenze e il know-how sono da considerarsi parte del patrimonio culturale, se sono così riconosciute dalle comunità, i gruppi e gli individui. Quindi vediamo bene che queste 3 convinzioni propongono un nuovo modello per affermare e governare le espressioni culturali che valorizza la partecipazione locale alla definizione di ciò che è patrimonio culturale e in cui il territorio acquista effettivamente una sua importanza. Nell'ordinamento italiano non abbiamo una legge specifica dedicata agli ecomusei. Non è una rarità,
in realtà la gran parte, diciamo a livello internazionale, i paesi non hanno adottato delle discipline specifiche a livello nazionale su questo argomento. In genere vengono ricondotte nell'ambito dei musei prevalentemente. L'Italia è da questo punto di vista probabilmente il paese più evoluto, cioè ha una disciplina specifica che non è nazionale ma regionale, come vedremo tra poco, che però si è interessata a sistematizzare, se non altro, la pratica ecomuseale. Per quanto riguarda la disciplina giuridica, pensate, qualche raro caso esiste in alcune province cinesi, in Giappone e in Messico. Peraltro non c'è nulla. Però a livello nazionale, diciamo, anche nel Codice dei beni culturali e del paesaggio non si parla mai di ecomusei. Però, diciamo, qualcosina possiamo guardare all'interno. Abbiamo detto che dobbiamo parlare spesso di paesaggio in riferimento agli ecomusei e sapete che il Codice dei beni culturali e del paesaggio fa una distinzione tra il termine di paesaggio puro e di bene paesaggistico. Nella nozione di paesaggio, che deriva più propriamente dalla Convenzione europea del paesaggio, la Convenzione di Firenze, c'è uno spazio maggiore per poter inserire probabilmente l'ambito degli ecomusei, perché come abbiamo visto l'ecomuseo è in grado di veicolare sul territorio un aspetto importante citato dalla Convenzione, cioè la partecipazione della popolazione alla definizione del paesaggio. Ed è quindi anche un processo dinamico direzionato a conservare e valorizzare il patrimonio culturale di pertinenza attraverso un processo, questo è importante, che viene dal basso verso l'alto, nell'individuazione dei beni della cultura e delle modalità di protezione. Io amo usare più la parola protezione rispetto a tutela in questo campo perché per l'appunto sapete la tutela come sappiamo già da Costituzione all'articolo 117 è una funzione esclusivamente statale ed è forte come termine e come ricadute. L'ecomuseo, che non è incaricato formalmente della tutela perché spesso i beni che fanno parte degli ecomusei sono già tutelati grazie alle soprintendenze, che sono gli organi adesso deputati da parte dello Stato, casomai svolgono un'azione di protezione che è un'azione però spontanea in qualche modo di mettere in protezione, in conservazione alcuni beni che ne hanno bisogno perché sprovvisti in quel momento. Dall'altra parte sicuramente svolgono una funzione di valorizzazione e in questo caso il grande ruolo lo svolgono proprio le regioni in Italia. Le regioni possono intervenire in questo campo proprio perché lo stesso articolo 117 nel riparto di competenze consente alle regioni una competenza concorrente nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente. In Italia, come ho detto, questo campo viene coperto proprio quasi dappertutto da leggi regionali, non tutte le regioni, ma quasi hanno legiferato in questa materia, a partire dal Piemonte nel 1995. Una bella definizione la dà proprio quella del Piemonte, direi, insomma, che individua il ruolo degli ecomusei definendoli un po' come strumenti che sono in dialogo anche con queste fonti sovranazionali che abbiamo citato in precedenza. E per quanto riguarda rapidissimamente, perché giustamente devo chiudere, un confronto con la Francia, direi che la recente esperienza che mi ha visto presente lì mi ha fatto dire questo, che nell'ultimo periodo la Francia, che è il paese che appunto ha dato il termine di ecomusei un po' al mondo, in realtà è un paese totalmente ancorato a una tradizione museale pura, per cui il settore degli ecomusei in Francia in realtà ha avuto un primo boom dagli anni 70 fino agli anni 90 e poi si è fondamentalmente bloccato. Adesso sono i musei di società che hanno preso un pochino il loro posto in qualche modo, anche nell'ambito della federazione degli ecomusei, dei musei di società in Francia. Non c'è una legge sugli ecomusei in Francia. Possono aderire alla legge sui musei di Francia del 2002, cioè aderire a un'appellazione che si intitola Musei di Francia.
Quindi in qualche maniera spesso, dicevo proprio con la professoressa Montanari, che fondamentalmente sono i francesi un po' che sono in questo caso un po' invidiosi di noi italiani perché deteniamo delle leggi specifiche sulla materia, cosa che in genere, ripeto, nell'ambito museale invece la loro legge musei è molto peculiare e anche molto museale da un certo punto di vista, cioè si capisce bene il funzionamento dei musei. Quindi per chiudere questo intervento direi che ci sono due principi fondanti da ricordare, che per inquadrare un pochino giuridicamente, seppure difficilmente, gli ecomusei bisogna guardare alla nozione di paesaggio in senso proprio lato, secondo la definizione della Convenzione di Firenze, perché in essa ci sono, come abbiamo visto, i 3 elementi costitutivi: il territorio, la popolazione e i beni materiali che compongono il patrimonio. Anche la Convenzione di Faro evidenzia la costruzione culturale del territorio, ma potremmo anche chiudere dicendo che ovviamente c'è anche un richiamo alla Costituzione italiana e al principio di sussidiarietà orizzontale, secondo cui, articolo 118, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Grazie. Do subito la parola se ci sono interventi. Bene, allora consentitemi qualche parola conclusiva, sarò molto sintetico perché la professoressa Montanari mi ha anticipato di aver preparato una relazione conclusiva di circa mezz'ora, giusto? Quindi dobbiamo procedere veloci, no, ovviamente sto scherzando, ma una notazione, ecco, sulla relazione di Federico. Il diritto del patrimonio culturale io non lo conoscevo bene, ora non lo conosco ancora bene, ma l'ho dovuto un po' studiare nell'ultimo anno perché disgraziatamente mi hanno affidato un insegnamento di 15 ore, per fortuna, perché per cominciare va bene così, e quindi ho dovuto un po' studiarlo e sono rimasto stupito, perché il diritto del patrimonio culturale ha la caratteristica di avere, veramente se lo si studia seriamente, ha dentro un po' tutto il diritto amministrativo. Da quello più classico, autorizzazioni, concessioni, fino alle nuove forme di partenariato e via dicendo. È una materia con una grande tradizione, vi ricordo solo il nome di Massimo Severo Giannini, tra le figure di riferimento di elaborazione di questo settore del diritto amministrativo. E il problema un po' che ha è che ci sono degli istituti estremamente rodati, come quelli tradizionali di tutela, ok? Scopriamo che il quadro a casa vostra è un Tintoretto, vi arriva un vincolo, certamente non lo potete dipingere e fargli i baffi, ecco. Viceversa, laddove noi ci stacchiamo dagli istituti tradizionali, che sono legati ai beni materiali, e andiamo a ampliare la nozione di cultura, da quella più tradizionale, l'opera d'arte, ci distacchiamo dall'opera d'arte, andiamo a cercare di tutelare il saper fare, la tradizione, la cultura, è molto difficile trovare la soluzione giuridica, trovare qual è la forma giuridica corretta. E qui a questo mi collego per condividere con voi una riflessione. Con voi mi indirizzo proprio specificamente a voi dottorandi, specialmente a chi vuole proseguire nella carriera universitaria, e condivido con voi un mio pensiero sulla ricerca e sul finanziamento della ricerca. Noi in genere è strettamente legato al tuo tema, perché il tema di Federico, in prima battuta possiamo dire gli ecomusei, ma che tema è? Perché noi siamo abituati, per una tradizione che abbiamo, che è una tradizione a cui io mi sento profondamente correlato, a studiare per istituti. E quindi quando uno parte dall'istituto, per certi versi è più facile. Cioè, se Federico faceva la ricerca su, i parlamenti, poteva godere di intere biblioteche. Invece ha trovato un tema dove, non so, forse un articolo avevi come riferimento, forse, ma non un articolo giuridico. Ma sempre di più ci viene richiesto di non andare per istituti, ma di andare per problematiche. Questo può essere seccante, e forse c'era una non comprensione del valore della ricerca giuridica da parte di chi governa la ricerca in senso ampio. Però questa è la tendenza. Allora, le reazioni sono due: o
non me ne occupo perché non sono capace o voglio studiare gli istituti, oppure provo a buttarmici. E Federico sta provando a buttarci con qualche esito positivo. Questo partire dai problemi invece che dagli istituti però implica un totale cambio di prospettiva. Cioè non abbiamo degli appigli solidi, non abbiamo i maestri in prima battuta con l'argomento nel titolo, ma ci richiede di ribaltare la prospettiva, partire dal problema e cercare più istituti che possono rispondere al problema. Per esempio, nel tuo caso io ti stimolo a riflettere anche sugli strumenti amministrativi, proprio in correlazione a quello che ho detto in partenza. In un settore dove ci sono pochi soldi, oggettivamente, perché non ci sono i milioni di euro sugli ecomusei, c'è tutta una possibilità di utilizzare istituti, per esempio, di partenariato, di collaborazione con l'associazione del terzo settore, e lì sì che ci sono le biblioteche. Quindi le biblioteche non è che le buttiamo via, studiamo e continuiamo a studiare, però probabilmente ci viene richiesta una flessibilità maggiore, quantomeno da questa logica di finanziamento della ricerca. E qui anch'io condivido un mio pensiero umile per concludere, che lo dico anche agli studenti, è il mio modo insomma di fare diritto. Io penso che il diritto non sia una cosa che sta solo nei libri, ma che sia una cosa che sta in mezzo a noi. Io agli studenti dico: siete venuti qua, avete preso l'autobus, avete concluso un contratto. Avete concluso un contratto, perché il rischio, e lo vedo con anche tanti laureati, via dicendo, di studiare il diritto, aver imparato a memoria tutto, poi gli si dà un contratto in mano, una cosa in mano, non sono capaci di fare niente. Perché? È un problema anche della didattica, della ricerca della didattica. Studiare il diritto come qualcosa che sta nei libri, nei codici, un insieme di norme, e che è separato dalla realtà. Invece c'è quella bella espressione latina, sub specie iuris. Guardiamo il problema sub specie iuris dal punto di vista del diritto, ma species è collegato a dei verbi latini, aspicio, conspicio, che hanno a che fare con vedere. Allora, il diritto è una questione, è una sfida, il diritto è una materia che impone di saper vedere la realtà, che è già davanti ai nostri occhi, con le lenti del diritto. E con questo pensiero chiamo la professoressa Montanari per le sue conclusioni. Vi saluto e vi ringrazio per l'invito. In realtà la mia mezz'ora si riduce a 2 minuti, come diceva il professor Mazzarolli prima della relazione di Sara, e quindi dirò davvero poche cose, in parte forse ripeterò cose già dette da altri colleghi, in parte il ragionamento costruttivo l'ha fatto Francesco Grisostolo adesso, lanciando queste sollecitazioni ai dottorandi. E poi, considerato che è venerdì sera, 5:30, dopo 3 giorni di lavoro, non vi ruberò molto tempo, anche perché è difficile poter riprendere tutte le tematiche che sono state affrontate in questi 3 giorni. Ho visto gli abstract e già è difficile immaginare di sintetizzarlo, per cui farò solo alcune considerazioni di carattere generale che in parte coincideranno, credo, riprenderanno cose dette anche dall'attuale coordinatrice, la professoressa Brollo, il giorno di apertura di questa conferenza, che è difficile perché su 3 giorni, questa lunga conferenza dei dottorandi. E 2 aspetti. Innanzitutto i complimenti agli organizzatori e agli ideatori, dottorandi attuali, coloro che hanno già finito di questa iniziativa, e a tutti quelli che hanno scelto di partecipare. È importante, l'hanno ricordato penso più volte anche i colleghi, io ho coordinato questo dottorato per diversi anni, in realtà era nata ancora nel dottorato precedente, giusto, di scienze giuridiche, le prime esperienze, e l'idea che sia una iniziativa nata dai dottorandi, questa è la peculiarità, nata dal basso, e che negli anni si è aperta, in questi ultimi anni, anche a dottorandi di altre università. Questa volta più di 30 relazioni, 10 sessioni, e devo dire che è stata una sfida notevole. E prima di dire proprio poche parole sui contenuti, volevo soffermarmi su questo aspetto, quindi su sulle peculiarità di questa esperienza.
mi veniva di dire che è un esercizio interessante fatto dai dottorandi per i dottorandi, poi anche per i docenti coinvolti, ma soprattutto per gli organizzatori e per i partecipanti. Per gli organizzatori, lo accennava il professor Mazzarolli, hanno sviluppato negli anni, perché poi cambiano ogni anno, alcuni rimangono, ma via via si avvicendano a seconda degli anni del corso di dottorato, quindi qualcuno lascia, insomma, rimane per la continuità e poi i nuovi subentrano via via. E la capacità che hanno acquisito di costruire un incontro così complesso, il numero di interventi, il coinvolgimento dei docenti che vengono contattati direttamente dai dottorandi, rapportandosi con gli uffici, quindi tutti gli aspetti pratici che sembrano banali, ma è anche questo un acquisto di competenze, rapportandosi quindi con le segreterie, con gli uffici, in questo caso addirittura con gli uffici della Regione che ci ha accolto e bisogna ringraziarla con questa bella sala, questa bella struttura. Quindi tutto quello, hanno sperimentato quello che serve, tra virgolette, per organizzare un convegno universitario, cosa che di solito fanno gruppi di ricerca, docenti, al limite i dottorandi aiutano, collaborano, qui invece hanno agito in prima persona. E sono competenze importanti che possono essere utili sia per chi sceglie di rimanere in università, ma che secondo me sono utili in qualsiasi contesto di lavoro in cui la persona è chiamata a mettersi in gioco in prima persona anche su aspetti pratici organizzativi che molte volte vengono un po' guardati come una fatica da delegare a qualcun altro. Invece credo, non so se gli organizzatori condividono con me questa valutazione, che in realtà sia un'esperienza molto, molto importante anche di autonomia e di capacità di relazioni che risulteranno poi utili sicuramente nei contesti più diversi. C'è però un altro aspetto che mi ha colpito sin dall'inizio di questa esperienza e che trova conferma, devo dirvi, confesso all'inizio, con un po' anche di stupore, dalla presenza di dottorandi che arrivano un po' da tutta Italia. Non so se ci sono altre esperienze analoghe di seminari organizzati dai dottorandi per i dottorandi. E quindi l'aspetto interessante, a mio parere, è il fatto di aver dato concretezza con questa iniziativa a un'esigenza, se io penso a quando sono stata dottoranda qualche secolo fa, a un'esigenza di confronto, di condivisione dei risultati della ricerca, di iniziare a creare delle reti che poi possono risultare utili per altre attività magari di ricerca condivisa, altre forme di collaborazione. E quindi faccio da questo punto di vista i complimenti agli organizzatori, ma in generale a tutti i partecipanti, a quelli che sono spostati dalle loro sedi, proprio per riflettere. Quest'anno il tema era libero, quindi su questo poi si può discutere, però anche questa è stata una sfida che poi mi ha spinto a riflettere, no? Quindi dottorandi che sono spostati dalle loro sedi anche abbastanza lontane, proprio per condividere insieme i risultati delle loro ricerche, il metodo che hanno applicato alle loro ricerche, metodi diversi, e anche ad affrontare problematiche attuali. E questo mi apre l'aspetto, insomma, condividere i risultati, il metodo, ma anche in qualche modo, guardando ai temi proposti, cogliere anche quelli che sono gli ambiti di interesse più attuali. E questo passa un po' alla riflessione, il secondo aspetto che volevo trattare, che riguarda i contenuti che sono emersi in questi 3 giorni di lavoro. Io purtroppo ho partecipato solo a questo pomeriggio, però guardando un po' gli abstract e il programma ho fatto alcune riflessioni. Allora non è possibile riprendere in questa sede, quindi non temete tutte le tematiche che sono state affrontate, né intendo sceglierne alcune in modo arbitrario sulla base dei miei interessi o delle mie curiosità. In realtà nelle diverse sessioni c'è già stato modo di approfondire, c'era un discussant per ogni sessione, quindi approfondire gli aspetti di contenuto.
Quelle che voglio svolgere invece sono poche considerazioni di carattere, potremmo dire, generale. Allora, il primo aspetto, di cui sono molto lieta, è il fatto, insomma, che mi fa piacere segnalare che questa conferenza esprime molto bene l'impostazione interdisciplinare del corso di dottorato, che coinvolge numerosi, quasi tutti i settori scientifico-disciplinari e che tra i suoi elementi caratterizzanti ha proprio questo confronto tra i diversi saperi. Ecco, per alcuni può apparire come un limite. Molte volte si dice, quando i dottorati erano i dottorati della singola materia, lì sì che si poteva approfondire, ed è un modo di guardare a questa esperienza. Personalmente io la vedo invece in un'altra prospettiva, una prospettiva positiva, nel senso che certamente i dottorandi sono chiamati ad approfondire una specifica materia attraverso il lavoro della tesi, il confronto col proprio supervisore, però quindi materia su cui ovviamente si vogliono specializzare, l'hanno scelta al momento del concorso di dottorato. Tuttavia, secondo me, nella fase iniziale del percorso di ricerca è bene che ci sia anche l'occasione per completare in un certo modo la propria formazione con una prospettiva a tutto tondo, cioè la possibilità di affrontare tematiche diverse, magari non con l'approfondimento a chi si dedica alla tematica oggetto del proprio lavoro di tesi o oggetto di un proprio scritto, di una ricerca particolare, però secondo me confrontarsi con prospettive di studio diverse. Negli anni scorsi si sceglieva un unico tema e veniva visto da diverse prospettive. Questo accade per quanto riguarda il dottorato di Udine e Trieste. Nei corsi che vengono offerti dal collegio dei docenti, in cui si sceglie una tematica, viene affrontata con la prospettiva delle diverse materie di area privatistica, di area pubblicistica. E a mio parere questo permette di cogliere degli spunti di riflessione, anche ascoltando una questione, un approfondimento. Se io penso alle relazioni di oggi, ovviamente corrispondono a una certa area pubblicistica piuttosto che legata al diritto amministrativo, ma sicuramente anche un privatista, un penalista può cogliere degli spunti di riflessione. Ma soprattutto l'altro aspetto importante, a mio parere, è l'aiuto che questa esperienza può dare a sviluppare un metodo, un approccio alla ricerca che oggi non può non tenere conto della complessità dell'oggetto, un po', se vogliamo dire, dei problemi che lo studioso del diritto deve affrontare, e dalla necessaria ormai intersezione delle diverse conoscenze. Adesso l'ultimo intervento sugli ecomusei un po' lo ha testimoniato, cioè non basta solo lo studio della regola giuridica, che magari non c'è, bisogna pensarla, qual è la soluzione migliore, la disciplina migliore. Ecco, quindi secondo me anche da queste conferenze emerge proprio, confermano il carattere interdisciplinare del dottorato, che è il dottorato promotore di questa iniziativa, e che mi sembra un approccio condiviso dagli altri dottorandi che hanno scelto di intervenire, quindi di partecipare alla call e di affrontare poi anche un viaggio per venire in queste due sedi che, per quanto belle, sia Trieste che Udine, non sono proprio centrali e facilmente raggiungibili, a maggior ragione quando c'è lo sciopero dei treni. Ecco, vi dicevo, il nostro dottorato quindi ha un carattere interdisciplinare, però il titolo in realtà individua, però valorizza, potremmo dire, due prospettive che caratterizzano oggi l'attività di ricerca. Aveva un titolo generico, prima il dottorato in scienze giuridiche, adesso invece dottorato di ricerca in diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo, quindi l'innovazione e la prospettiva europea. Se partiamo dalla prospettiva europea, possiamo dire che questa ormai è una cifra implicita nello studio del diritto, quale che sia il settore scientifico disciplinare. Apro però una parentesi, mi ero segnata in grassetto, forse emerge poco. Ecco, devo dire che scorrendo gli abstract dei vari interventi, forse
quella che emerge meno, poi vi darò alcune, ho fatto una mia, i comparatisti hanno il vizio di classificare e quindi ho fatto una mia classificazione che è diversa da quella degli organizzatori, ma insomma c'è una pluralità di visioni e la loro è stata, penso, frutto di un lavoro molto più complesso e molto più, possiamo dire, oggetto di riflessione e confronto di quello che ho fatto io. Ve lo metto come punto di domanda. Mi dicevo, forse la prospettiva europea è quella che emerge meno, nel senso che è implicita / necessaria in molti casi, perché alcuni interventi devono necessariamente prendere in considerazione direttive europee, discipline e regolamenti europei. Pochi sono stati gli interventi, abbiamo visto la difficoltà di mettere insieme la prospettiva nazionale e quella europea oggi pomeriggio con le sollecitazioni del collega Mazzarolli. Però ecco, ve lo lascio come spunto di riflessione. Questo spazio giuridico europeo lo abbiamo interiorizzato e quindi tutto sommato non emerge più come elemento, insomma, caratterizzante delle nostre riflessioni o viceversa in questo periodo lo sentiamo meno presente. Scorrendo velocemente gli abstract ci sono degli approfondimenti molto importanti sulle discipline nazionali di vari aspetti del diritto. Ve lo lascio come sollecitazioni, essendo una call aperta, potevano essere, pochi sono gli interventi che nel titolo, forse uno, hanno la prospettiva europea e che affrontano temi strettamente, con un focus, insomma, più significativo dei profili europei. Questo, chiusa la parentesi, non era nella mia scaletta, insomma, o ricostruzione. L'altro aspetto invece sicuramente emerge con chiarezza anche nei vari interventi, che è quello dell'innovazione, che noi abbiamo messo in chiave generale. Dagli interventi il modo con cui viene declinata oggi l'innovazione è prevalentemente legata al ruolo che sta assumendo l'intelligenza artificiale ed è il profilo preponderante negli interventi. Però quando noi abbiamo pensato in innovazione nello spazio giuridico europeo, il tema innovazione era sicuramente visto in maniera molto più ampia, era una capacità di riflettere sul diritto tenendo conto dell'evoluzione della società, dell'evoluzione della scienza, quindi la necessità, insomma, di tenere conto di tutte quelle che erano le esigenze, i problemi che emergono in questo momento storico. Quindi non solo il tema dell'intelligenza artificiale, anzi probabilmente quando abbiamo pensato al titolo, confesso che questo non faceva parte della discussione quotidiana come oggi. Ecco, vi dicevo, non voglio sovrappormi al lavoro che hanno fatto gli organizzatori della conferenza, che sono riusciti a ricostruire, non è facile di fronte a un numero così ampio di interventi, a raggrupparli con un titolo, cogliendo delle similitudini, coinvolgendo dei colleghi a presiedere le varie sessioni. Allora, io ho individuato alcuni profili che mi fa piacere segnalare, quindi delle linee di approfondimento che a mio parere sono emerse dagli interventi di questa conferenza. La prima è quella dell'intelligenza artificiale, che ritorna in molti degli interventi, nel titolo di alcune sessioni, potremmo dire che invade tutti gli ambiti del diritto e dei diritti. E infatti, scorrendo i titoli, la salute, la privacy, la responsabilità penale, lo stesso esercizio della giurisdizione. Quindi sicuramente, se in qualche modo questo mio tentativo di individuare dei temi o dei profili lo leggo non per sovrappormi, insomma, al lavoro di approfondimento fatto, ma per cercare di vedere quali sono le linee di tendenza, tra virgolette, usare questa conferenza per individuare quali sono le linee di tendenza della ricerca, in questo caso dei più giovani, che possono darci delle sollecitazioni, soprattutto a chi ha svolto il ruolo di presidente o a chi ascolta questa conferenza. Quindi il primo aspetto
l'intelligenza artificiale e purtroppo un argomento che io non amo, ma mi rendo conto, e questa conferenza me l'ha confermato, che è una sfida ineludibile, perché in tutti i campi diversi di cui vi occupate, in tutti emerge prepotentemente la necessità di confrontarsi con il tema dell'intelligenza artificiale. Poi il secondo profilo che è emerso è quello della tutela dei diritti. Anche qui è interessante perché sono stati colti profili diversi in ambito privatistico, pubblicistico, dai consumatori al diritto dei detenuti, la salute, l'istruzione. Ecco, c'è un aspetto anche qui che voglio sottolineare, forse in realtà non sono molti gli interventi che lo hanno affrontato, però ce ne sono stati, e è un tema che emerge con declinazioni diverse in questa fase storica, ma anche questo a mio parere merita di essere studiato e anche osservato nelle sue declinazioni, che è quello della sicurezza, che ritorna ovviamente nell'ambito chiave, nella dinamica dei rapporti autorità-libertà, vuoi che siano le carceri, vuoi che siano il governo delle migrazioni, però anche in altri ambiti come la sicurezza alimentare. Quindi il termine sicurezza nelle sue varie declinazioni, non dico che abbia una portata così invasiva come l'intelligenza artificiale, ma forse non ce ne accorgiamo, ma sotto traccia sta diventando un'altra delle parole chiave. C'è poi un terzo elemento che volevo richiamare, è il fatto che sono riemersi anche i temi classici propri dei diversi settori disciplinari, quindi a conferma che nel dottorato si percorrono entrambe le strade. Ci possono essere temi nuovi legati all'evoluzione della società, ai risultati della scienza, ma c'è anche l'approfondimento di profili di base delle diverse discipline pubblicistiche, privatistiche, dal diritto della navigazione al diritto pubblico. Anche qui ho messo tra parentesi costituzionale e amministrativo, quindi abbiamo una sintonia nella riflessione. Quindi ci sono alcuni tra gli interventi che affrontano tematiche più classiche ed è importante che in un dottorato si sviluppino tutti e due questi percorsi. L'ultimo aspetto che volevo segnalare è quello della interdisciplinarità. L'ho detto all'inizio come il carattere di questo incontro, il carattere del dottorato, però è interessante come questa emerga anche con riferimento a singoli profili. Ovviamente l'intelligenza artificiale è l'esempio più evidente perché la ritrovate in varie sessioni, declinata con riferimento a varie materie. Però a me aveva colpito anche altri due aspetti, il tema ambientale che riemerge anche qui in ambiti differenti, e poi quello dei beni comuni, ma poi i beni immateriali, ma poi anche le opere d'arte sotto il profilo fiscale. Quindi un po' quello che dicevamo negli anni precedenti era stata l'impostazione stessa della conferenza a richiederlo, la scelta di un tema generale visto dalle varie prospettive, ma è interessante che anche lasciando aperta la call a qualsiasi progetto di ricerca, a qualsiasi tematica, poi alcuni elementi vengano inevitabilmente affrontati da prospettive di studio diverse. Ecco, mi rendo conto di aver lasciato fuori molto, di non aver citato tutti gli interventi, però quello che volevo fare, insomma, infatti ho detto pochi minuti, era in qualche modo dare conto alla conclusione di questo percorso della ricchezza del lavoro di questi giorni e soprattutto dell'importanza che questo lavoro riveste per i dottorandi, che abbiano potuto apprezzare le potenzialità di questa iniziativa, sia nel preparare i propri interventi, gli abstract, ma poi anche il discutere i contributi in questa sede, e poi l'altro aspetto importante, la possibilità di incontro soprattutto con i loro colleghi, con gli altri dottorandi, con noi docenti. Quindi complimenti a tutti gli organizzatori e partecipanti
e buon lavoro per la prossima conferenza a questo punto. Grazie.